E anche questa mattina inizieremo questa settimana leggendo qualche traccia di questo libro, di questa nipote che ha scritto Il viaggio di mamma Teresa, questa nipote che aveva lo zio internato. È molto interessante perché fa capire la storia, la nostra storia, che vale la pena delle volte da ricordare. Poi presenterò naturalmente gli ospiti. Però è importante far capire anche a questi ragazzi che se sono così bravi, belli, buoni, che hanno tutto, è merito anche di queste persone che magari non ci ricordiamo neanche. Invece questa nipote ha capito l'importanza di capire la storia dello zio internato e ha scritto assieme a Orlando Materassi questo bellissimo libro. Una scoperta sorprendente. Intanto le giornate si susseguono, ci sono momenti di pausa dalle ricerche, momenti più concitati. A volte penso quasi di lasciar perdere. Arriva novembre e gli zii, come sempre, vanno a farla nel giorno dei morti per la consueta visita al cimitero e parlano con l'unico fratello ancora in vita di Anadage, lo zio Fabrizio, per sapere dove potrebbe essere il diario. Pure lui non ricorda, e nemmeno sua moglie, un altro tentativo inutile che sconforto. I mesi successivi passano lentamente, senza grandi novità. Un sabato io e Barbara decidiamo di andare al cimitero di Marara, dove mio zio dice sia sepolto Anadage. Entriamo e vediamo subito a sinistra la tomba. La lapide ormai caduta del muro ci conferma che qui è ricordato quel ragazzo di 24 anni che non tornò più dal campo di prigionia. Con grande stupore trovo conforto alla vista della foto. Una volta morte le persone scompaiono. La voce, le risate, il respiro, ma per alcuni non è così. Continuano a vivere nei ricordi delle persone care e soprattutto nei libri. Ecco, io quel ragazzo con quello sguardo così dolce voglio farlo rivivere. Questa è la nipote che scrive, Silvia Pascale. Adesso vi presento subito il primo ospite graditissimo, che è il dottor Ferdinando Schiavo, neurologo, collegato con noi da Portogruaro. Buongiorno. Buongiorno professore, grazie veramente di essere qui. Lei capisce l'importanza della storia, anche conoscere la storia, la nostra storia, del nostro corpo. Noi abbiamo sempre tanta paura, non vogliamo sapere, facciamo sempre con la polvere sotto il tappeto per paura di conoscere la verità. Però io sono convinta che un po' alla volta, grazie anche alle vostre interviste che fate finalmente, dico professore, ecco, è finita l'era dei baroni che non si arrivavano, io ho delle eccellenze, devo dire la verità, che come chiamo compreso lei siete sempre nel pezzo disponibili, perché purtroppo la gente ha bisogno di capire. Abbiamo una popolazione diversamente giovane, con tanti acciacchi e non conosce niente, ha paura. Mancano le informazioni, anche sul corpo umano, perché è giusto capire. Allora, intanto cominciamo a capire cos'è un neurologo e di cosa si occupa. Prego, dottor Schiavo. La mia è una battaglia, avrà 50 anni, quella di far capire il ruolo del neurologo rispetto per esempio allo psichiatra, ma non è soltanto quello, è che le malattie neurologiche sono delle perfette sconosciute. Io sono ormai 20 anni forse che a volte comincio una relazione, una conferenza così informativa provocando, dicendo: se per caso una mattina vi svegliate, vedete doppio, da chi andate? E tutti quanti, che so, siamo all'università della terza età, quindi persone in genere dai 50 anni in su, alzano la mano dall'oculista, dicono io subito dopo faccio l'imitazione dell'occhio storto, dico no, c'è una paresi oculare che può avere moltissime cause neurologiche, anzi quasi tutte in quel caso, anzi tutte in quel caso sono neurologiche, dico lì si va dal neurologo. Una signora diabetica di 75 anni che si cura un po' male sto diabete, comincia ad avere dei formicolii ai piedi che poi risalgono verso le ginocchia, si accompagnano a debolezza, cos'è? E tutti quanti a dire è un problema delle arterie, è un problema delle vene. Nessuno pensa a un danno di quei nervi lontani che stanno laggiù e che nel diabete possono essere danneggiati. Si chiama polineuropatia diabetica, peraltro in aumento, perché sono un po' in aumento le persone con diabete per tanti altri motivi. La neurologia si occupa di ictus cerebrale, che è la seconda causa di morte, la prima causa di invalidità.
di tipo diverso, ischemico, emorragico, tanti tipi. Emorragie cerebrali anche fanno parte dell'ictus, c'è una parte ischemica e una piccola, 20% circa, 15-20 sono emorragiche. Le encefaliti, le meningiti, le polineuropatie, il caso che ho descritto prima della persona che vede doppio potrebbe essere una miastenia, che è una malattia da blocco fra nervo e muscolo, una malattia molto seria che può cominciare in quel modo anche in altri modi. Le cefalee, il mal di testa, ecco, sono di vario tipo, sono di competenza del neurologo. Le vertigini, i disturbi dell'equilibrio sono di competenza un po' del neurologo, un po' dell'otorino, dipende da caso a caso. L'epilessia di competenza del neurologo. Ecco, tante compressioni, i tumori cerebrali vengono con una miriade di sintomi e il più delle volte finiscono dal neurologo. Poi se si trova un tumore, anche grazie per fortuna all'arrivo dell'attacco e della risonanza, io ho cominciato a lavorare, ho lavorato per anni senza che ci fossero queste cose, e dopodiché si va dal neurochirurgo e così via. Ma sono tantissime le altre malattie neurologiche, sono tantissimi i sintomi per i quali si può andare dal neurologo. Non certo perché ci sono gli attacchi di panico, anche se parecchi neurologi, quindi specializzazione neurologia, ecco, curano attacchi di panico, depressione ed altre cose. Io lo trovo anche sbagliato, perché non abbiamo la preparazione, chiamiamola in ambito psicoterapico o come vogliamo noi, per poter prenderci cura di una persona con depressione. Però anche lì c'è un compromesso. Per esempio la depressione tante volte, soprattutto in età tardiva, e anche non, anche a 50 anni può succedere, può essere la punta di iceberg che annuncia l'arrivo, per esempio, di una malattia di Parkinson, di un parkinsonismo che assomiglia ma non è, di una demenza. E quindi vede, sì, io ho messo dei paletti, ho messo delle regole, ma questo vale ovviamente sempre fino a un certo punto. Neurologo, peraltro è successa una cosa, nel 2022 finalmente la Società Italiana di Neurologia ha fatto un sondaggio e ha visto che solo il 2% sa qualcosa di sclerosi multipla, ecco un'altra malattia, mi dimenticavo, e di Parkinson. L'8% di ictus, no, l'ictus si parla del 12%, di demenze ancora meno, demenze, tutti quanti poi cercano di individuare nella demenza di Alzheimer. Ci sono altre demenze che sono più pestifere addirittura, potrei dire, sotto altri aspetti. Insomma, ci sono tante cose. E poi c'è un privilegio, mettiamolo così, sulla mano del neurologo, quello di vedere diverse false malattie neurologiche, nel senso persone con un parkinsonismo, quindi o col tremore o anche senza tremore, perché non tutti i parkinsoniani tremano, né tutti i parkinsonismi tremano, anzi, sta persona per esempio rallentata nella mimica e nel movimento, che tremi o non tremi, a causa per esempio di un farmaco. Ci sono tanti farmaci. Ho scritto il libro mio solito, Malati per forza, sulle malattie da farmaci, soprattutto nelle persone anziane, che sono quelle più fragili, anche se può succedere prima, ma è un fenomeno, è una delle mie battaglie da 3 anni esatti, è contro la pubblicità in televisione sul Jeffer, le bustine di Jeffer. Le bustine di Jeffer non sono Malox o Gaviscon, sono fatte da un neurolettico, cioè uno psicofarmaco di quelli che si dà, me lo concedete, detto con simpatia, ai matti, alle persone veramente con turbe psichiatriche. È come uno psicofarmaco e può creare nelle persone giovani, addirittura dopo 2 o 3 prese, può creare delle distonie, cioè dei movimenti della bocca, degli occhi, del collo, molto brutte da vedere. Non si muore, per carità, ma insomma è un indice che non è la pillolina non sono caramelle. Nell'anziano può dare parkinsonismo, tant'è vero che l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, lo ha proibito l'uso per più di 5 giorni, ma ancora è meglio anche prima,
sospendere prima alle persone anziane. Quindi con gli anziani, io sono un anziano, ho 80 anni, a giugno compirò 81 anni, bisogna stare molto attenti, intanto perché assumiamo più farmaci rispetto a un ventenne, a mano che si progredisce nell'età, statistiche alla mano, questi farmaci aumentano. E poi, ma tante volte può essere pericoloso solo un farmaco, l'esempio del Jeffer. Chi può pensare? Il cittadino sa che sto Jeffer, che peraltro è in libera vendita, io ho scritto all'ordine dei medici di appartenenza, ho scritto dappertutto, anche a Reporter, Indovina chi viene a cena, trasmissioni che un po' che fanno delle battaglie. Ecco, non ho ricevuto nessuna risposta, no? Non so che dire, non voglio demonizzare il farmaco, tutti i farmaci vanno usati in maniera con competenza, in maniera appropriata, che significa dati alla persona giusta, perché bisogna darli nella quantità giusta, nel tempo giusto, eccetera, eccetera. Ma alcuni farmaci, ovviamente, se una persona ha il Parkinson, non mi sogno di dare questo Jeffer. Jeffer non è altro che il Plasil, sapete? Abbiamo diversi nomi per nominare la stessa sostanza che si chiama metoclopramide. Quindi la gente conosce il Plasil, conosce meno il Jeffer, ma probabilmente la gente non sa che questi farmaci possono creare queste problematiche. E nell'anziano che continua a prendere Plasil o Jeffer, ne ho descritto 2 casi qua, sempre sul mio libro, che è del 2014, ma come se l'avessi scritto stamattina. Faccia vedere il libro per cortesia, perché è importante quello che sta dicendo. Ecco, guardiamo bene, ecco, malati per forza, perché è importante capire anche che il dottor Schiavo ce la sta mettendo tutta, addirittura ha scritto questo libro per far capire l'importanza anche dei farmaci che si prendono. Però mi scusi, è quello che non riesco a capire, dottor Schiavo. Intanto la ringrazio, perché anche questa mattina può stare tranquillo che hanno ascoltato molto attentamente. Io anche il responsabile dell'AIFA, perciò chiederò anche a loro quando verranno, ne ho avuto il professor Moretti da poco ad esempio, ecco, chiederò anche a lui, ecco, quello che lei ha detto, sono battaglie che vanno portate avanti da tutti quanti noi, perché coinvolge la comunità, la sanità pubblica, cioè non è possibile sentire quello che ha detto lei che nessuno risponde, devono rispondere, non può essere che il business supera sempre il buon senso, la capacità di comprendere, tanto lo prendo, qual è il problema e non so neanche quanto male invece può farmi, capisce l'importanza invece di conoscere. Però quello che volevo anche capire, anche il medico di famiglia qui è coinvolto, perché tu dirai pure il tuo medico di famiglia quello Ovvio. che prendi, visto che è anche di libera, avete sentito, uno può andare in farmacia e prenderselo tranquillamente. Ecco, l'importanza, perché è l'unico punto di riferimento che hanno questi pazienti, non c'è niente da fare. Ecco, l'importanza anche di parlare col proprio medico, di conoscere, perché mi sembra che non sempre, perché ci sono dei medici di famiglia bravissimi, bisogna dire la verità. Però se io non sono fortunato rischio di diventare un numero, io ricevo telefonate, non mi visita più, non riesco ad andare subito, ho delle liste d'attesa e sto male lunghissime, io voglio capire. Capisci allora non andare al pronto soccorso, però il medico di famiglia non risponde, oppure non ce l'ho, deve ancora arrivare, va in pensione, non so che fine farà. Hanno dei numeri che veramente io mi domando come fanno a visitare, a rispondere a tutti quei numeri, visto che devono stare anche sul computer a sburocratizzare. Cioè, dottor Schiavo, non le sembra che abbiamo superato il limite e che veramente qualcuno deve fermarsi, fare non un passo a lato, 2 passi indietro e capire cosa sta succedendo? Prego, dottor Schiavo. Ma io ricevo una rivista, mi pare che si chiami Previdenza, dell'Ordine dei Medici, è tutto uno sbrodolamento e altre riviste sulla figura del medico di medicina generale. Come lei, io ne conosco, sono amico di alcuni che sono splendidi, combattivi, bravi, lavorano tante ore e purtroppo ne conosco o non li conosco altri. Probabilmente da me convergono tutte le persone, gli anziani in crisi, che non ricevono l'assistenza dovuta, ed è un paradosso perché l'anziano è variabile, non è il ventenne, il quarantenne, l'anziano ha bisogno di un approccio più continuativo, più frequente, non so come dirlo, e ci sono tanti motivi, perché come non si è preparati
a conoscere le malattie neurologiche, non si è tanto preparati neanche alla geriatria. Ci sono medici, ne ho conosciuto uno a Biella, che diceva: ma il geriatra a cosa serve? E il mio amico geriatra, il primario, gli ha risposto: ma guarda che, io ovviamente d'accordo, il geriatra è il medico della complessità, perché lavorare in mezzo a tanti farmaci è complicato. E soprattutto c'è un fenomeno che si chiama frammentazione, la conosciamo. Ognuno di noi a una certa età è seguito, se è maschio, dall'urologo, che so, il diabetologo, il cardiologo, il neurologo, il fisiatra, l'ortopedico. Questa frammentazione è come quello che tiene le fila, io sono siciliano, dei pupi. Ecco, deve averla il medico di medicina generale, che non solo deve capire sto sintomo è neurologico, vada lì, ecco, deve essere anche un bravo vigile urbano, mettiamola così, ecco, ma poi dopo deve tessere le fila, anche perché diciamo che alcuni specialisti, quelli forse più che altro di ramo chirurgico, magari sono meno attenti alla complessità. Hai le vertigini, ti do un farmaco contro le vertigini, la flunarizina, non tengo conto del resto, cioè che tu hai altre malattie, e questo farmaco non può andare bene, è uno di quei farmaci peraltro che può dare depressione e anche parkinsonismo, e quindi questa visione globale dovrebbe averla ogni specialista, ma soprattutto il medico di medicina generale. E io vedo tanta gente, vorrei fare dei filmati, magari gli dirò, comincerò oggi nel pomeriggio, giratevi dall'altra parte e mi dite come mai queste persone. Negli ultimi anni io, quando faccio le conferenze, scrivo sotto neurologo di strada. Adesso sto scrivendo Grande, altri due dottor libri. Schiavo, grande. La fermo un secondo perché c'è il Sì. centralino con Rinaldo fermo ormai. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno dottor Schiavo. Buongiorno. Caro dottor Schiavo, professore, volevo chiederle, fatalità, mi ha detto proprio quello che ho. Mi sono 6 mesi che giro per gli ospedali perché ho una gamba informicolata e il braccio informicolato. Mi ha fatto tacchi, mi ha fatto di tutto. Mi insistevo a dirgli, dottore, guardi, che senz'altro sarà una questione del sangue, non di circolazione del sangue. No, insomma, ho fatto visite con tantissimi dottori, ma ho ancora da sapere cosa che ho. E adesso cammino con sostegno, va bene, ho il braccio che non lo muovo, la gamba in torpidria, e cerco di arrampicarmi. Ma non so detto delle robe da un dottore che è miracolose, con due parole mi dà rassicurare, e mi dà una prospettiva di stare bene. Ma come mai, porca miseria? Io non chiedo niente, chiedo solo poter trovare un medico come io che possa curarmi, possa dirmi cosa che ho, perché non ho mai avuto niente in tanti anni. Adesso mi viene fuori questa roba e poi io accetto perché è vita che così, però cosa ho? Nessuno mi ha detto, mi ha fatto un attacco di un'ora e mezza, un altro attacco sul cervello, per amor di Dio, mi ha fatto di tutto, ma un neurologo che mi abbia detto quello che ho, gli domandavo, ma cosa poi dipende? Vedremo, non vedremo. Adesso sono qua a casa che aspetto che faccia caldo per poter muovermi, continuare a camminare, quel carrozzella in mano e che robe là. Vorrei, caro dottore, che mi dà giù, se poi, una dritta da andare da qui e se è possibile venire anche personalmente da giù. Io ringrazio tanto e le sue parole di stare esaurienti e mi ha partito rincuorato e mi darà una speranza. Grazie professore e buona giornata. Allora sentiamo come risponde il dottor Schiavo, come sente, è quello che le ho detto io, non sanno, non conoscono, giro, ma io non devo essere fortunato, io devo capire cosa mi sta succedendo. Prego dottor Schiavo. Allora, la neurologia è una scienza arte veramente complicata, perché io posso avere un formicolio a questa mano che può essere legato al nervo un po' più vicino alla spalla, al plesso brachiale, al midollo o al cervello. Quindi lo stesso sintomo
sta lampadina qui che ho accanto, che non si illumina, può essere banalmente la lampadina, ma può essere un problema più serio che addirittura coinvolge anche la luce che c'è fuori nella strada. La neurologia va fatta in maniera seria e, come dicevo prima, io adesso sono solamente un neurologo di strada. Una volta ero di muro, cioè di ospedale, non sono stato mai di torre, che sarebbero i colleghi universitari. Il problema suo che coinvolge, mi pare di aver capito, un braccio e una gamba, dovrebbe essere un problema alto o cerebrale o a livello cervicale. Ci sono degli esami che si possono fare in ambito neurologico. Mi dispiace usare la solita frase. Un tempo uno come lei sarebbe stato ricoverato in neurologia e avremmo fatto degli accertamenti. Avrebbe visto 4, 5, 3, 8 persone al suo capezzale facendo il giro che discutevano della sua salute. Dal 95 circa in poi questo è diventato impossibile. Il famoso giro delle persone ricoverate, la mattina le fa uno, la mattina le fa un altro, non c'è più quel lavoro che io ho amato tantissimo, collaborando, imparando dagli altri, insegnando agli altri, c'era una bellissima rete. E quindi quello lì è un lavoro che va fatto, se lei poi è una persona di una certa età, in ambito ospedaliero, magari con un day hospital. Ci sono degli esami, la risonanza, l'elettromiografia, se si pensa che sia un problema periferico, i potenziali evocati se si pensa che sia un problema centrale. Dopodiché si fa una diagnosi. È molto chiaro, dottor Schiavo. Aspetti, perché ne presento una persona. Dottor Schiavo, è arrivato un ospite graditissimo per Mirella, che è il professor Umberto Cillo, direttore chirurgia del fegato e trapiante all'unità di Padova. Buongiorno professor Cillo. Ecco, sono caduti entrambi, così andiamo a vedere il servizio che abbiamo preparato e dopo andiamo a salutare gli ospiti. Spazi più ampi e tecnologie all'avanguardia. Nelle scorse ore sono iniziate ufficialmente le operazioni di trasloco dei reparti di neurologia e riabilitazione verso il padiglione nuovo all'ospedale di Pordenone. Dopo i primi trasferimenti negli scorsi mesi del pronto soccorso, della medicina e anche della radiologia, è ora la volta del polo neurologico e stroke unit, il reparto salvavita dedicato alle emergenze da ictus, e poi l'area riabilitativa. Una nuova epoca e, come vedete, siamo in un reparto assolutamente moderno, anche, oserei dire, anche tecnologico rispetto a quello a cui eravamo abituate. La miglioria però che più di tutte credo che ci farà la differenza, la farà soprattutto alle persone degenti, è relativa alla logistica. Un passaggio delicato che vede lo spostamento dei pazienti ricoverati verso le nuove e moderne degenze del padiglione principale. Con 6 nuovi ambulatori attivi, la struttura si prepara alle prossime tappe. Tra gennaio e marzo il cronoprogramma prevede infatti l'arrivo di cardiologia e senologia, per poi completarsi entro l'estate con il blocco chirurgico e l'area materno-infantile. Alle 10:30 i pazienti erano già stati tutti trasferiti nel reparto, quindi dobbiamo dire che ormai mi pare che la macchina dei trasferimenti sia rodata. E adesso è chiaro che noi la macchina continua, dopo la neurologia andiamo con la senologia a fine mese, il prossimo mese saranno gli ambulatori della neurologia, quindi completiamo poi la neurologia, questi entreranno dal lato opposto. Allora, vediamo se si è collegato il professor Umberto Cillo, direttore della chirurgia del fegato e trapianti all'unità di Padova. Buongiorno professor Cillo, la ringrazio veramente. Buongiorno, bentrovati, buongiorno a tutti. Grazie. Siamo assieme anche al dottor Ferdinando Schiavo, neurologo, per capire l'importanza anche di questi ospiti. Senta professor Cillo, è una domanda un po' imbarazzante, ma glielo devo fare. Allora, c'è un'inchiesta in corso, non vogliamo parlarne. Però del 2026, professor Cillo, si può parlare anche di contenitori di plastica sbagliati, di ghiaccio secco, ghiaccio non si sa come, quando si tratta di trapianti così delicati, di organi così delicati? Perché siccome siamo il paese dei furbi, professor Cillo, non vorrei che qualcuno passasse sempre il cerino e alla fine noi non riusciamo a capire niente. Tanto un grande abbraccio a questa mamma, a questi genitori, ma anche penso a tutte le equipe che hanno lavorato, perché sono veramente le persone serissime. Non possiamo fare di tutta un'erba un fascio, dobbiamo chiarire. Però noi vorremmo anche capire, ma dovremmo ancora essere fortunati nel 2026 ad avere la persona che sa usare il contenitore esatto e mettere le cose giuste
in un organo così delicato, su una cosa così particolare. Cosa ne pensa, professor Cillo? E grazie. Due notazioni veloci, una che riguarda il fatto che dobbiamo avere tutti i dati delle inchieste in corso. Insomma, io veramente non ho accesso a ai dettagli di quello che è accaduto, e purtroppo l'approccio giornalistico è sempre molto grossolano, no? Si mettono sui giornali le cose che fanno emozione, però spesso e volentieri le informazioni vere non sono chiare. Per cui aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso e ci dia i dettagli di quello che realmente è accaduto. Se dovesse essere come si riporta, ma sono dicunt, sono voci di corridoio, non ci sono certezze, che è stato messo del ghiaccio secco nel contenitore per la preservazione d'organo, questo è un grave errore procedurale e andrà stigmatizzato evidentemente. Tenete conto che c'è una direttiva della Conferenza Stato-Regioni, una linea guida della Conferenza Stato-Regioni di qualche mese fa, che richiede perentoriamente l'utilizzo di contenitori con il controllo della stabilità della temperatura degli organi durante il trasporto. Però insomma attendiamo con pazienza e con buonsenso quello che emergerà dalle indagini, per poi fare delle valutazioni esatte su quello che è accaduto. Quello che vorrei dire però è che questo evento, che colpisce l'emozione di tutti gli italiani, non deve per nessun modo e in nessun modo inficiare l'attività di donazione che riguarda tutti gli altri pazienti che sono in attesa in lista. Purtroppo la mia preoccupazione è che, come sempre accade quando ci sono questi rebound di stampa, in alcune aree del paese si perda la fiducia nei confronti della rete trapianti, e questo possa riverberarsi in una riduzione della donazione, il che è un paradosso, perché poi questi bambini, questi adulti vivono grazie al trapianto d'organo, e come per gli aerei ci sono decine e decine di migliaia di voli perfetti di cui nessuno parla. Poi qualche volo può non andare bene, a volte c'è un errore umano che va stigmatizzato, va evidenziato, però non buttiamo via le decine di migliaia di voli e quindi di trapianti che ridanno la vita a altrettante persone che sono in attesa di lista. Per cui certo, molta attenzione al caso, molta attenzione a quello che è accaduto, ma non dimentichiamoci che la rete trapianti italiana è tra le migliori del mondo, non d'Europa, tra le migliori reti trapianto del mondo. Poi qualcuno fa un errore, perché siamo uomini, e quando arriveranno i risultati delle indagini capiremo chi, se e come questo errore è stato compiuto, e sono sicuro che la magistratura farà il suo corso. Io veramente la ringrazio per quello che ha detto professor Cillo. Si guarda sempre l'albero che cade, non la foresta che cresce, purtroppo, ma io vi invito per questo. Io l'ho invitata, professor Cillo, perché io ho avuto le associazioni di Laido, Lavis, donatori, che sono molto preoccupati, perché sembra che quando i diciottenni vanno a fare la carta d'identità non donano. Ecco, cosa bisogna fare, professor Cillo, per far capire l'importanza del dono, di donare? Io sono convinta che c'è poca informazione, professor Cillo, e io penso che questa cosa così delicata non si può fare su un ufficio comunale. Io sono convinta che dovrebbe essere fatta in maniera diversa. Questi ragazzi stanno volando, a 4-5 anni riescono ad operare questi aggeggi infernali che purtroppo anche i genitori mettono in mano, ma non parlano, non dialogano, non fanno conoscere al ragazzo l'importanza della donazione, non ne parlano in casa. Può essere che questi ragazzi così, diciamo, così fragili abbiano anche paura, ecco, abbiano un senso come di rivalsa, nel senso di dire ma non so, vedremo, a me non interessa. Ecco, secondo lei come coinvolgere i giovani? Perché il futuro è nelle loro mani, non c'è niente da fare, noi dobbiamo capire. Io col professor Gerosa che ho avuto ospite, professor Cillo che ringrazio anche, quando gli ho detto dobbiamo farli entrare più negli ospedali, non so se gliel'ho detto anche a lei quella volta che è venuto, aprire di più gli ospedali, farli entrare, capire che il profumo dell'ospedale
l'ospedale è un altro profumo, non è il profumo della strada, coinvolgerti, ci sono mille cose, dall'intelligenza artificiale nella maniera corretta, con l'etica, alle strumentalizzazione, a tutto quello che può coinvolgere. E se qualcuno, professor Gerosa, le dice Mirella, si fa già, dica che ho detto io, si fa ancora poco. Io spero che questa piramide venga capovolta e che riusciamo a intrigare i giovani con delle cose importanti, anche il loro futuro. Prego, professor Cillo. Ma guardi, io ho sempre l'idea, non voglio mettere la colpa su nessuno, ma che gli organi di stampa e i media abbiano un ruolo fondamentale. Ce l'ha insegnato la Spagna. In Spagna c'è stato un battage di informazione sulla donazione che ha portato la Spagna ad essere prima al mondo per donazione. E qui manca. Qui per esempio in questi giorni si sarebbe dovuto dire non soltanto che il piccolo purtroppo non ce l'ha fatta, ma perché il piccolo non ce l'avrebbe mai fatta senza un trapianto d'organo. Questo non è emerso, no? Una cardiomiopatia dilatativa a quell'età è una malattia senza speranza. Cioè il piccolo aveva 0 probabilità di sopravvivere. L'unica chance sarebbe stato un trapianto. Certo, poi il trapianto non è andato bene, però se si dimentica quella frazione, no? Iniziale, che non si sopravvive quando ci sono malattie terminali d'organo e che ci sono decine di migliaia di pazienti in Italia che hanno bisogno di questo, si perde quella informazione che però è fondamentale a capire la rilevanza della donazione. Poi ognuno di noi avrà purtroppo nella propria famiglia qualcuno o un conoscente o un amico o un parente che purtroppo sarà in questa situazione. Solo in quel momento i ragazzi percepiscono sulla propria pelle come una doccia fredda che, caspita, ma allora bisogna fare qualcosa. Ma è sempre e soltanto un tema di informazione. Guardi, a proposito dei giovani, si ricorda che dovevamo fare quella cosa con i ragazzi. Beh, io ho avuto modo di incontrare i ragazzi del liceo Nievo e del Fermi qui di Padova. È stato straordinario che alla fine di questi incontri in 40 mi abbiano chiesto di venire in sala operatoria. C'è stato un rebound di interesse alla chirurgia che sembrava che noi pensavamo fosse perso. Quindi è ancora una volta un problema nostro di metterci in contatto con i ragazzi, fargli capire qual è la vera realtà, altrimenti la realtà è quella del telefonino, quella dei media, che purtroppo vogliono soltanto colpire alla pancia per fare un pochettino più di audience, un pochettino più di tiratura. Sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Schiavo di quello che ha detto il professor Cillo. Dottor Schiavo, ha sentito cosa ha detto? Lei ha detto io sto facendo una battaglia da anni per far capire l'importanza anche di certi farmaci che non bisogna darli, che bisogna stare attenti. Ha sentito cosa ha detto il professor Cillo? È d'accordo? Condivide? D'accordissimo, prego. Al 100% ovviamente. E mi piace queste ultime cose che ha detto, appunto. Scendere nel territorio, ecco, dalla torre io che sono stato di muro ospedaliero, ecco, vedo delle diversità una volta che vai fuori dall'ospedale, di moribondi a casa, ecco, tutte quelle cose che non si riusciva a vedere dentro l'ospedale. Avevamo i moribondi anche in ospedale, si capisce. Ecco, andare come si dice anche per i partiti politici, andare tra la gente per strada. Mi è piaciuta quest'ultima esperienza di cui ha parlato, di questi giovani che il più bel, scusate se mi autocito, il più bel complimento che ho ricevuto dopo una conferenza, mi ricordo alla UTE da qualche parte, di quelle semplici, si è avvicinata una coppia di persone sui 45 anni, 50 anni, no, forse anche meno, con un ragazzo. Sa, mio figlio è rimasto appassionato di questa cosa, vuol fare medicina e vuol fare anche il neurologo perché lei è riuscita ad appassionarlo, e questo è quello che ha fatto anche il collega. Noi dobbiamo fare innamorare le persone di quello che è il nostro lavoro, che va fatto con impegno, va fatto con anima, va fatto con tante altre virtù e non più appunto parlando alla pancia. Oggi abbiamo troppa gente che parla alla pancia delle persone ed è uno schifo. Allora andiamo a vedere anche questo trapianto fegato robotico e poi lo commentiamo col professor Cillo, Umberto Cillo.
Un altro traguardo per l'azienda ospedaliera di Padova: è stato eseguito con successo il primo trapianto di fegato completamente robotico con organo protetto da macchina da perfusione durante l'impianto. La tecnica costituisce un unicum a livello mondiale quanto a tecnica di preparazione dell'organo espiantato e messo in macchina di perfusione e poi impiantato con chirurgia robotica. Con la nostra innovazione, che è prima al mondo, cioè l'utilizzo di una macchina da perfusione che preserva il fegato anche durante la cucitura, che richiede molti minuti, oltre un'ora, in cui il fegato rischia di soffrire e di non funzionare dopo l'intervento, con questa innovazione noi crediamo che questa sia davvero la strada per il futuro. Un'operazione difficile per i chirurghi, una sfida l'ha definita il professor Cillo, come montare l'Amerigo Vespucci all'interno di una bottiglia e farlo nei minimi particolari. Per i pazienti però molti i vantaggi. Il paziente ha meno dolore o non dolore, recupera subito le funzioni, le attività, la ripresa all'alimentazione, il decorso post-operatorio è più breve. Noi riteniamo che questo recupero rapido riduca anche il rischio di infezioni, che nel trapianto è così importante, sapete. Certamente non incidiamo sul rigetto né sulla disponibilità degli organi, ma il paziente ha una qualità di percorso post-operatorio fondamentale che oggi diventa chiave nelle nostre analisi. 2 le persone operate a Padova fino ad oggi, un 53enne culturista friulano e un 71enne di Padova che hanno brillantemente recuperato dall'intervento. A 71 anni non ci aspettavamo un recupero così veloce, 8 giorni di ricovero, 1 o 2 giorni in terapia intensiva e poi immediatamente la ripresa funzionale, l'alimentazione, la mobilizzazione, che sono fenomenali, molto importanti dopo l'intervento, e da quando è tornato a casa, mi raccontava il figlio, ha ripreso un'attività che non aveva neppure tanti anni fa, e quindi questa è la soddisfazione maggiore. Ora l'obiettivo è trapiantare più persone possibili. Grazie alla grande disponibilità di organi che stiamo avendo, la grande capacità con le macchine a perfusione di utilizzare tutto quello che ci viene offerto, e questo ci permette di... E ovviamente vorremmo, complice la disponibilità delle macchine, cioè del robot Da Vinci, espandere il numero di pazienti che vanno incontro a trapianto mini-invasivo. Allora, professor Cillo, intanto la ringrazio e complimenti, perché veramente abbiamo delle eccellenze che dovremmo solo dire grazie anche per la passione con il quale svolgono il loro lavoro, queste squadre meravigliose. Quello che però traspare, professor Cillo, è che si inizia a parlare di intelligenza artificiale, di robotica, e sono tutte cose che i giovani li coinvolgono, non c'è niente da fare, loro le adoperano già, solo che bisogna, e questa è l'importanza, ecco, dell'etica all'interno degli ospedali per questi ragazzi, perché se no si faranno del male, non c'è niente da fare, bisogna accompagnarli anche con questi nuovi strumenti. Abbiamo sentito ad esempio le scuole di formazione, gli ITIS, i numeri che stanno avendo rispetto ai licei tradizionali. Vuol dire che dobbiamo capire questi ragazzi e ascoltarli, perché non è vero che non hanno voglia di far niente. Ecco, forse voi, che siete veramente dei grandi maestri in questo, dovete prenderli per mano, professore. L'ha detto lei, sono venuti 40 ragazzi, vogliono entrare nelle sale operatorie. Chi avrebbe mai immaginato? Eppure lei ce l'ha detto, sono curiosi, vogliono vedere, vogliono essere intrigati, sono stanchi delle lezioncine in classe, che vanno benissimo, per carità, ma dopo bisogna andare oltre. Prego, professor Cillo. Ma guardi, è un tema molto scottante, perché noi per primi siamo spaventati di questa evoluzione tecnologica. Come io dico sempre, siamo nati professionalmente in una fase in cui per un ciclo dalla discovery, cioè dalla scoperta alla messa sul mercato, ci volevano 10-20 anni. Oggi il ciclo si è ridotto a 12 mesi, per cui abbiamo una quantità di novità tecnologiche, intelligenza artificiale, robotica, tecnologie di vario tipo, che facciamo fatica a controllare. E quindi per noi, ancora prima di trasmettere ai giovani, c'è una grande riflessione su come impostare il futuro relativamente a questa relazione con una tecnologia che pone 2 tipi di problemi fondamentali. Uno più concreto, che è la sostenibilità, cioè chi pagherà per questa enorme evoluzione tecnologica. Il secondo è che tipo di relazione avremo noi uomini con questa tecnologia. L'insegnamento per i ragazzi è che dobbiamo, e i ragazzi sono, le assicuro, quelli che
sono tra i più giovani, sono super esperti, sono a volte dei piccoli nerd della computeristica che ci insegnano delle cose che noi non immagineremo neanche. Quindi c'è un insegnamento al contrario, no? Il giovane che entra in una struttura come la nostra però ci porta dei contenuti concettuali che sono quelli dell'intelligenza artificiale, che per loro sono più semplici. Però quello che noi insegniamo in questo momento è di mantenere sempre il controllo, ci deve essere sempre una corretta relazione uomo-macchina, uomo-tecnologia, e questo governo di questa evoluzione tecnologica, sia per vedere che cosa è veramente necessario, sia per mantenere comunque la centralità dell'uomo, deve essere sempre tenuto a mente, altrimenti saremo soggiogati. Allora, tanto per darle un'idea concreta, quel robot che avete visto con cui ho fatto il primo trapianto è una tecnologia arcaica, paradossalmente. È un robot di prima generazione, è fatto soltanto di pulegge, sono io che muovo come dire, le dita in una stanza e le pulegge le riportano nell'altra stanza all'interno della pancia dell'addome. Siamo già alla 6ª generazione di robot. La 6ª generazione è quella della chirurgia autonoma, cioè il robot fa tutta la chirurgia indipendentemente dal chirurgo. Ecco, questa è un'iperbole su cui dobbiamo fare un po' di riflessione. Insomma, potrà esserci la guida automatica, la chirurgia automatica, forse ci sarà nel futuro, può darsi, ma resta sempre il cruciale problema su cui discutiamo tanto con i giovani, di qual è il ruolo poi dell'uomo e che ruolo debba avere questa interazione, quale debba essere il bilanciamento. Io credo che sia importante mantenere sempre la centralità della persona, anche del professionista, e utilizzare questi strumenti come copilot, si dice adesso, cioè come copiloti che possono intervenire quando il chirurgo è stanco, quando il chirurgo ha bisogno di un potenziamento anche di capacità di vision e di accesso ad internet, ma che il controllo debba sempre rimanere umano. Anche perché lo diceva Musk, no? C'è un problema di meaning, no? Se ci viene portato via il lavoro, qual è il significato allora? Cosa rimane tra i tanti significati dell'esistenza? Quindi sono riflessioni che facciamo con i giovani, i quali sono altrettanto spaventati, io credo, ma a volte si fanno un po' portare da questa meraviglia, da questo mondo delle meraviglie che è un po' il mondo tecnologico, che però poi spesso e volentieri inaridisce, non dal punto di vista umano. Professor Ciglio, so che lei ci deve lasciare, con quale messaggio ci saluta? Prego, professore. Ma con un messaggio di grande attenzione e, mi permetto di dire, di riconoscimento al sistema sanitario nazionale, che sta facendo degli sforzi enormi in condizioni di carenza di personale, di carenza di tecnologie, perché tutte queste cose belle poi, come dicevo prima, costano, e l'Italia è, come dire, certamente ad altissimo livello, ma fa molta fatica a mantenere la competizione con la Cina, con la competizione con gli Stati Uniti, e mantenere soprattutto degli standard di altissimo livello. Quindi il sistema sanitario nazionale nella sua integrità va protetto, va riconosciuto, va gratificato, vanno gratificati i professionisti, perché è una preziosità. Guardi, io giro in tante parti del mondo e sistemi come il nostro, gratuito, universalistico, non se ne vedono tanti. Teniamocelo stretto e facciamo in modo che i giovani entrino in questo sistema entusiasti e ne comprendano i meccanismi e lo portino avanti come un piccolo tesoretto per il futuro. Grazie veramente, grazie al professor Umberto Ciglio, questa eccellenza del territorio che abbiamo. Io non finirò mai di ringraziare. Guardate cosa riescono a fare, sarà anche la robotica, ma è sempre la mano dell'uomo, questa è la verità. Intelligenza artificiale, ma è la mano dell'uomo, state attenti a non confondere, però bisogna sempre abbinare la parola etica, sennò chissà che percorsi distruttivi andremo veramente a incontrare. Grazie veramente professor Ciglio, buon lavoro veramente da tutti noi, grazie. Mentre poi grazie ci torniamo col dottor Ferdinando Schiavo, neurologo, pubblicità. Medaglia d'oro ESO Angels Awards per il reparto di neurologia dell'ospedale San Martino di Belluno. Un premio che è un riconoscimento internazionale della qualità del lavoro svolto nel migliorare la gestione del paziente con ictus.
È un significato importante che riconosce un percorso fatto nell'ambito neurologico qui a Belluno, un percorso fatto di una squadra di professionisti eccellenti che hanno via via implementato la loro attività nell'ambito appunto neurologico, in particolare nell'ambito del percorso ictus, prevedendo appunto una cosa che si fa ormai normalmente, la trombolisi, ma aggiungendo la trombectomia. L'ictus è la prima causa di disabilità nel soggetto adulto, la seconda causa di demenza, la terza causa di morte nei paesi industrializzati dopo neoplasie e cardiopatie. Ora nuovi farmaci e nuove tecniche operatorie permettono di salvare molte vite, ma occorre anche saper riconoscere i sintomi e intervenire il più rapidamente possibile. Se compare una debolezza improvvisa a un braccio, a una gamba o tutti e due, se la bocca cade e uno non riesce più a tirarla per fare un sorriso, se improvvisamente non riesce più a parlare perché le parole vengono fuori senza senso oppure parla come se avesse un sasso in bocca, questi sono tutti sintomi da considerare come possibili sintomi di un ictus e i soccorsi vanno allertati immediatamente. Dottor Oroschiavo, io le chiedo una cosa, perché abbiamo sentito l'ospedale di Pordenone, eccellenza, abbiamo seguito questo servizio di neurologia all'ospedale di Belluno, eppure io conosco delle famiglie, una famiglia in particolare, che ha questa donna che è stata colpita da un ictus cerebrale con emorragia, che ancora adesso non riesce a capire dove andare, cosa fare. Ognuno dice la sua, qualcuno dice non c'è più niente da fare, altri dicono bisognava subito intervenire. Ecco, questa donna che apre gli occhi, ha qualche movimento, ma questa famiglia è distrutta, non sa a chi rivolgersi, vorrebbe portarla via da dove si trova. Ecco, che consiglio dare? Perché veramente, guardate, che questi servizi che io vi faccio vedere sono fondamentali per qualcuno, perché non sanno, non conoscono, non è possibile che nessuno abbia queste informazioni. Prego, dottor Schiavo, cosa vuole dire a queste persone che veramente la stanno ascoltando? Tempo fa ho scritto un articolo sui medici che non toccano i pazienti. Ecco, poco fa il collega appunto parlava della macchina, lì va benissimo il fatto che la macchina riesca a operare un fegato, trapiantarlo sempre con la supervisione ovviamente del medico. È un problema, per quello ogni tanto chiamo i colleghi di Muro, anche se di Muro ci sono anche quelli come me che sono per strada. Bisogna parlare e spiegare, anche cominciando a spiegare come è fatto un cervello, cos'è un ictus emorragico, cos'è un ictus emorragico che ti colpisce in una zona piuttosto che in un'altra. Nel tempo, il tempo, quando c'è un ictus o ischemico, soprattutto se ischemico, ma comunque anche se emorragico, il tempo è salute del cervello. Io mi ricordo prima del 2000, 95, non so che anno era, sono andato a questo convegno a Bergamo dove è venuto Adams, che è stato uno tra i primi a parlare di stroke unit, quindi di un qualcosa che accoglie d'urgenza una persona colpita da ictus, e mi ricordo che la prima diapositiva che fece vedere era quello dell'incrocio delle strade, cioè devi arrivare presto, e poi di un elicottero, quindi bisogna arrivare presto. Dopodiché poi dipende se è ischemico, emorragico, l'area colpita, tutto quanto, e dopodiché si parla, si chiarisce, si discute, si fa vedere le immagini. Oggi è facile far vedere l'immagine di un attacco, di una risonanza a una persona e spiegare come è fatto un cervello. Quindi ovviamente io da lontano non posso dare nessun giudizio su sta persona, però se è ricoverata in un reparto di neurologia, qualcuno deve dare una spiegazione anche lunga. Ecco, il tempo, l'articolo 5 della Carta di Firenze del 2005, l'articolo 5 dice che il tempo dato per informazione è un tempo clinico, serve questo tempo da regalare. Io ancora ho colleghi più giovani che mi dicono sorridendo: ma è vero che fai visite di un'ora?
ha detto guarda che in effetti faccio visita di un'ora e un quarto, un'ora e mezza. E perché poi dai tutti quei fogli da leggere? Io ho dei fogli già preparati di una facciata o due in cui c'è la sincope. Se sei svenuto io gli do il foglietto in modo che possano leggere. È caduto, la caduta negli anziani è molto importante, ho il foglietto sulle cadute, sui disturbi comportamentali nelle demenze. Io do i compiti a casa, ho detto non mi basta. E mi guardano con sto sorriso come se dicessi stranezze. Ho anziani che prima di entrare nel mio ambulatorio, che peraltro è sotto casa ed è unico, mi chiedono ma per caso ambulatori a Livorno, a Cesena, a Bolzano? No, io ho un ambulatorio unico a Portogruaro. In questo modo perdo anche meno tempo a viaggiare, cerco di spiegare meglio possibile alle persone. Ci siamo un po' abituati all'immortalità, siamo mortali e quindi è possibile che questa signora abbia delle lesioni a un'area del cervello con ridotte capacità di recupero, dipende poi anche, ripeto, la sede è molto importante di dove avviene il danno ischemico o emorragico, e poi c'è tutto un contorno di riabilitazione, di attività motoria. Prima il professor Ciro parlava di questo secondo trapiantato che nello spazio di una settimana si è attivato a 71 anni a muoversi, addirittura diceva il figlio meglio di prima. La sindrome da immobilizzazione, mettere un anziano a letto, già questo qui crea praticamente non solo una malattia ma tutto un domino è una caduta a domino di alterazioni conseguenti. Quindi non posso dare, posso soltanto dire spiegateci bene cosa è successo e magari fateci vedere un attacco, così magari le persone capiscono. Allora, un po' se lei mi permette io darò il suo numero, la sua mail, professor Ciro, professor Schiavo. Ma non do risposte per mail, la neurologia va fatta toccando, io devo toccare. Le scriverà questa famiglia che noi ci teniamo molto, una famiglia... Ma non potrò dire più di quello che ho detto adesso. Ma è importante, anche per loro le parole sono importanti, perché le parole sono speranza, quello che ha detto lei, dottor Schiavo, e capisce bene che si vive anche di speranza, specialmente quando hai un familiare molto vicino, molto caro. Ecco, capisci che la tenti tutta, non demordi, cerchi sempre. Ad esempio si parlava di Ferrari, io sento parlare di tante città, di questi spostamenti, ma prima di fare questi spostamenti, come ha detto lei, bisogna capire, bisogna sapere, non puoi spostare queste persone, ecco, bisogna capire di cosa parliamo e i familiari, come dice lei, hanno diritto di capire, di comprendere, ecco, se c'è la possibilità, qual è la gravità. Lei ha fatto molto bene a dire quello che ha detto. Senta, dottor Schiavo, come ci saluta? Cosa ci vuole dire? L'altra notizia a completamento di quello che ha fatto capire la Società Italiana di Neurologia del 22, nel 2024 ce l'ha data l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le invalidità, mettiamole così, di vario tipo, nel mondo di tipo neurologico sono più di 1/3. Quindi torniamo al punto di prima, la neurologia va conosciuta. Ecco, quando faccio i miei corsi, adesso ho deciso di finire i miei corsi per creare dei nuovi OS bravi, tutto quanto, io porto diversi esempi, che può essere quello della sincope con convulsione. Una persona sviene, ha delle brevi convulsioni e tuttora ci sono medici che dicono che è una crisi epilettica. Non è una crisi epilettica, è una sindrome con convulsioni. E non so più quello, ci sono mille altri esempi. La neurologia è bellissima. Vede, dottor Schiavo, che non può mollare, dottor Schiavo non può mollare, deve restare, dottor Schiavo, deve combattere, finché c'è vita c'è speranza, dottor Schiavo, lei ci deve essere, perché è una delle poche persone veramente che parla chiaro, che fa capire l'importanza del muro, della strada, è là il problema, noi non dobbiamo sbattere contro un muro, noi veniamo dalla strada e dobbiamo capire quando entriamo e non dobbiamo trovare muri, ma porte aperte
che ci spiegano, la paghiamo la sanità, non è che ce la regalano, la paghiamo, abbiamo bisogno di capire, dottor Schiavo, per quello deve restare, deve rimanere. Abbiamo Paola da Campo San Piero, poi salutiamo il dottor Schiavo. Vai Paola. Ciao Mirella, buona giornata a te, al tuo ospite e a tutti qui che ascolta. Allora, c'è stato un periodo che mi sono dedicata alle letture di neurologia, non per fare scienziata, ma perché avevo bisogno di leggere qualcosa di diverso. E su uno dei, ho letta Oliver Sacks, neurologo americano, poi mi sono letta anche Luria, eccetera, e c'era un trafiletto nel retro del libro dove diceva Sacks che per essere un bravo neurologo bisogna essere anche un bravo botanico, per cui poi c'è come si dice, sì, anche neuropsichiatria, è una cosa, comunque i libri che ho letto, li ho letti come lettura e li ho trovati molto molto belli. Grazie Paola, grazie. Dottor Schiavo, come risponde a Paolo? Vedevo che annuiva, sorrideva quando ha parlato di neurochirurgo e botanico, neurologo e botanico. Personalmente ho il pollice verde io, ecco, non si vedono piante dietro di me, ma sono dall'altra parte. Oliver Sacks è stato un genio, è una persona ecco, che ha cercato di far conoscere un po' di neurologia anche complicata, l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, eccetera, eccetera, Emicrania, ma ne ho scritti il libro sulle allucinazioni e vari. È un genio, ribadisce quello che io dico da decenni e che per fortuna sta emergendo. L'articolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è della fine del 2024, quindi un anno e mezzo fa. Questo ribadisce appunto quel concetto. Tutte le persone sanno che un attacco ischemico cardiaco transitorio o meno a livello appunto a livello cardiaco viene con certi sintomi, a parte il fatto che può venire anche con altri sintomi, soprattutto nelle donne. Ecco, questo è un dato di medicina di genere che il neurologo perlomeno vuol conoscere, però pochi sanno, come diceva prima il collega di Belluno, quelli che sono i sintomi di allarme di un ictus cerebrale o di un attacco ischemico transitorio. Noi non lo sappiamo se sarà transitorio col disturbo della parola, della forza, della sensibilità, della vista. C'è anche la vista legata a tanti elementi. Quindi ci vuole più conoscenza della neurologia perché, ripeto, è la prima causa di invalidità, in certi paesi la seconda causa di morte, oppure la terza dopo le malattie cardiache e poi dopo i tumori. Siamo, tra virgolette, importanti. Ecco, il cervello, il midollo, i nervi, i muscoli, tutto l'apparato che compete al neurologo è importante. Ed è molto importante che anche il neurologo conosca il resto della medicina, ovviamente. Ci sono per esempio le malattie autoimmuni, che alcune sono prettamente neurologiche, altre non sono neurologiche ma possono dare danni neurologici, e quindi il neurologo deve sapere la medicina interna, deve sapere tante cose, deve sapere. Ci sono malattie che si vedono, per esempio l'arterite di Orton, vedi una persona anziana che può perdere la vista di un occhio e ha mal di testa, ha difficoltà a masticare, si stanca. È una malattia autoimmune che va presa in tempo, sapere leggere gli esami, gli indici di infiammazione aumentate, la VES, la PCR, le alfa-2 dell'elettroforesi, l'anemia. Insomma, sono tante malattie, sono tante, e per questo è complicata, ma o perlomeno è appassionante, e proprio perché è appassionante io continuo ancora a lavorare, non so ancora per quanto tempo, e a scrivere altri libri.
ecco, nelle possibilità che veramente posso avere. grazie, salutiamo e ringraziamo il dottor Ferdinando Schiavo, neurologo, collegato con noi. Grazie veramente dottor Schiavo per quello che ha detto e anche la speranza e soprattutto la conoscenza di capire che malattie abbiamo. Grazie, buon lavoro, pubblicità. Allora, misericordia, dice Mirella questa mattina, questa parola bellissima, magica. L'ho detta ieri quando ho visto questa finale all'Arena di Verona, meravigliosa, bellissima. Ho detto misericordia, proprio mi è venuto spontaneo di dire sta parola, perché l'immagine nel mondo è stata enorme, grande. Qualcuno ha detto giochi unici, rimarranno nella storia. Io questa mattina ne parlerò con Don Maurizio Dassier, parroco di Miane Combai, soprattutto di questo prete che sta cercando di far capire l'importanza della parola, l'importanza della verità, dell'ascolto, della solitudine, dell'amarezza a volte, dell'umiliazione che provi quando non hai niente, non riesci neppure a chiedere perché ti vergogni, ti chiudi, perché noi siamo così, non eravamo abituati a chiedere, siamo sempre state persone che si sono rimboccate le maniche, che hanno sempre lavorato, studiato anche poco direi, ma lavorato tanto sì, però siamo riusciti a portare il Nord-Est come locomotiva d'Italia, fatto di piccoli commercianti, artigiani, operai, lavoratori in generale. Eppure qualcuno ha colpito duramente queste realtà, dicendo agli artigiani che erano dei grandi evasori, perché erano riusciti a farsi una casa o due magari, però lavorando 15-16 ore al giorno, e hanno fatto entrare le multinazionali dove hanno distrutto la creatività, il know-how che avevamo, senza pagare neppure le tasse. Hanno iniziato a pagarle l'altro giorno e anche se le pagano sono talmente basse che per loro no, va bene di più. E poi vediamo la meraviglia invece della figura, della persona, di questi atleti. Adesso ci saranno le Paralimpiadi, perché non so perché hanno chiuso le Olimpiadi, perché devono ancora fare le Paralimpiadi. Secondo me dovevano chiudere quando erano finite anche le Paralimpiadi, non so perché hanno fatto questo. Io avrei fatto una chiusura unica, perché sempre di sport si tratta, ma questo è un altro gioco. Allora, sentiamo come, dopo quello che ho detto, cosa ne pensa Don Maurizio Dassier. Prego, Don Maurizio. Circa la misericordia. Misericordia, la Mirella ieri ha detto misericordia. Ecco, è evidente che io faccio riferimento a quello che ha orientato e orienta la mia vita, no? Ecco, che praticamente è Gesù di Nazareth, che non faceva politica, o meglio, faceva la politica mettendo al centro gli ultimi. I Vangeli ci dicono che accoglieva, dava parole di speranza, perdonava, non giudicava ed era in contrasto giornaliero con tutto ciò che era istituzionale. Era in contrasto con l'istituzione religiosa giudaica, che come tutte le istituzioni religiose tendenzialmente tendevano e tendono ad allontanare chi non si conforma al loro pensiero. Era in contrapposizione al potere maledetto che aveva a Roma, però appunto accoglieva, era un atteggiamento di misericordia, che per me vuol dire vedere nel volto dell'altro un essere umano, partendo dalla sua realtà più reale, che è la fragilità. Oggi noi parliamo molto di fragilità, però tendiamo a metterla da parte. Non so, faccio un esempio. I poveri, per i poveri non c'è mai niente. Allora,
per i poveri sì, se c'è qualcuno che si dà da fare, il banco alimentare, eccetera, eccetera, il volontariato libero, il volontariato personale, allora arriva qualcosa. Ma per i poveri non si ha mai niente, salvo qualche elemosina, ecco. Ora, io credo che nella nostra cultura, in questa cultura, che poi cultura non è, perché noi abbiamo una classe dirigente che è A morale, A politica e con una cultura di vuoto, insomma, ecco, questa è la mia opinione. Ecco, e quindi io ad esempio ho seguito un po' le Olimpiadi, sono amante degli sport invernali, abbiamo visto atleti eccezionali e la cosa bella di questo, ecco, non è che sono diventati bravi perché c'è un'organizzazione di dietro, forse anche, ma perché ci mettono del proprio, ci mettono la fatica, il coraggio, l'impegno, ci mettono anche la forza di reagire ai momenti di difficoltà, ai piccoli o grandi fallimenti, cioè trovano dentro quel coraggio, quella forza, ecco, di dare il meglio di sé, no? Sarebbe bello anche che nel nostro paese un po' la gente li imitasse, non tanto nel fare sport, quanto nel fare solidarietà, ovvero nell'essere misericordiosi. Chiarissimo. Saluto e ringrazio anche il professor Paolo Viti, collegato con noi da Roma, presidente associazione Io Domani. Questa è la settimana del bambino malato di tumore, parleremo di oncologia pediatrica. Buongiorno professor Viti, grazie di essere qui. Non so se ha seguito, ecco, la puntata, io all'inizio avevo anche il professor Umberto Cillo, che è il direttore di chirurgia del fegato e trapianti all'unità di Padova. Si parlava di questo bambino di Domenico, di questa creatura che non c'è più, che ha commosso l'Italia, perché noi siamo così, ecco, però dobbiamo anche capire, come dice il professor Cillo, quanti trapianti si fanno, quante vite si salvano, quanti aerei tutto il giorno girano per portare questi organi per i trapianti. Poi succede, adesso giustamente dice, vedremo la magistratura come cosa dirà, però questo bambino va tutelato, va salvato. Io ho detto, professor Vitti, che non è possibile, almeno quello che si sente, perché noi siamo televisione, leggiamo i giornali, ecco, il contenitore di plastica, il ghiaccio secco, ecco, capisce che non dobbiamo essere fortunati o sfortunati, noi dobbiamo avere la massima competenza quando si tratta di questi organi così delicati, di questi trasporti. Ecco, non è possibile nel 2026 sentire queste cose, però giustamente il professor Cillo mi ha detto aspettiamo a vedere veramente come vanno le cose, perché io ho detto che in Italia è facile passare il cerino, poi scompare anche il cerino e non riusciamo mai a capire niente cosa è successo e magari paga l'ultimo della classe come al solito, che non c'entra niente, perché funziona quasi sempre così. Cosa ci vuole dire questa settimana del bambino malato di tumore, professor Vitti? Cosa ci racconta? Prego. Buongiorno e grazie dell'invito. Noi abbiamo da anni ormai una campagna che è appunto quella del bambino oncologico, che cade il 15 di febbraio di ogni anno a livello nazionale ma anche internazionale. Noi quest'anno come FIACOP abbiamo fatto una campagna per aumentare la tutela dell'estensione della 104, perché lei, come sa, la 104 oggi per il momento è riservata solo ed esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Ma io credo che un buon 40-50% della popolazione italiana abbia un lavoro autonomo, dall'artigiano, il commerciante, le partite IVA, i consulenti, e per loro la legge attuale non prevede nessun sostegno nel caso di dover fare assistenza ai propri cari. Noi in particolare parliamo di bambini spesso piccolissimi, per cui questa necessità è ancora più forte rispetto a quella di un adulto, una persona che ha
50 anni, 60 anni, 70 anni può stare anche delle ore, delle mezze giornate da solo, mentre i bambini piccoli non possono stare nemmeno un minuto senza la mamma. Quindi il problema è aumentare le ore disponibili della famosa 104, e credo che questo qualcosa sia stato previsto nell'ultima riforma, ma ampliare questa garanzia anche alle partite IVA, agli artigiani, ai commercianti e a tutti coloro che oggi non ne possono usufruire. Spesso un artigiano è costretto a chiudere per seguire il figlio, a chiudere l'attività, quindi mi sembra veramente figli di serie A e figli di serie B. L'altra cosa a cui abbiamo puntato ovviamente è la ricerca scientifica, cioè finanziare la ricerca, perché tanto tutti abbiamo capito che per curare i tumori l'unico percorso è quello di potenziare la ricerca scientifica, nuovi farmaci, nuovi strumenti di ricerca più precisi. Questi sono i percorsi obbligatori se noi vogliamo portare il tumore a diventare, mi passi il termine, curabile. Devo dire che già oggi siamo a un punto che le guarigioni rispetto a 10-15 anni fa sono aumentate in maniera esponenziale, cioè nel campo dell'oncologia pediatrica su 2.500 bambini che in Italia si ammalano ogni anno, diciamo che l'80% più o meno guarisce. È vero che l'80%, detto in numero così, sembra un buon numero, dice vabbè, 80% è tanto. Pensiamo che sono bambini piccoli, fino al livello dell'adolescenza, e che noi ne perdiamo 500 l'anno. Perdere 500 bambini l'anno vuol dire distruggere almeno 500 famiglie. Quindi la ricerca scientifica, sulla quale secondo me privato e pubblico dovrebbero collaborare molto di più di quanto non si faccia oggi, e quindi cercare di sviluppare e finanziare i percorsi migliori, cioè quelli che effettivamente stanno facendo qualcosa di buono. Più chiaro di così, la ringrazio veramente, professor Vitti, per quello che ha detto. Bisogna fare squadra, bisogna mettere assieme le forze, bisogna investire. Abbiamo visto che quando c'è l'investimento i risultati arrivano. Ecco, Donda Si, come commenta le parole del professor Vitti? Stiamo parlando di creature, ma stiamo parlando anche di famiglie che perdono i loro figli e la vita cambia completamente. Prego. Beh, io quando ho a che fare con bambini, ragazzi o adolescenti in quelle condizioni non reggo quella sofferenza, non riesco, difatti si vede anche adesso, no? Ecco, io credo che la misericordia vada oltre i numeri, ovvero che salvare un essere umano, che sia un bambino di 2 mesi, di 2 anni, di 20 o di 50, sia fondamentale perché dà il senso di una cultura, dà il senso di una civiltà, dà il senso, ecco, dell'essere umano. È chiaro che la forma più reale della misericordia politica, perché c'è una misericordia anche in politica, si chiama investire sull'essere umano, investire sulla persona che è fragile, investire sui ragazzi, sui bambini ammalati, che poi sono il futuro della nostra, ecco, società, no? E io vedo attorno a me, rifletto e penso, si è sempre preoccupati, ad esempio, dell'adulto, dell'anziano, forse perché l'adulto e l'anziano porta dei voti, sono cattivo, il bambino e il ragazzo no. Ecco, c'è troppo un spostamento, ecco, verso l'adulto, verso l'anziano e poco verso il bambino, verso l'adolescente, eccetera, in tutte le forme della misericordia politica, lo ripeto, che sono la sanità e la scuola. Ecco, allora io credo che vada anche riscoperta in questo senso la nostra Costituzione, che al di là di tutte le lodi che possiamo fare, è una Costituzione centrata sull'uomo, sulla persona. Ecco,
E quindi io credo che davvero si debba fare molto per queste situazioni, perché poi dietro ci sono le famiglie, non solo i bambini, io penso anche agli incidenti degli adolescenti, ai suicidi dei giovani, alle morti sul lavoro, e il numero è tot di morti sul lavoro, sì, ma quante persone dietro queste morti sul lavoro, sulla strada, in ospedale, di bambini, di giovani, quante persone soffrono, quante persone stanno male, quante persone si disperano. Io ho visto alla mamma di quel bambino che hanno trapiantato il cuore in una maniera così sbudellante, ma ecco la misericordia, cioè riusciamo a intuire il dolore? Però non sono d'accordo con lei quando dice che al centro dell'attenzione c'è più l'adulto e il diversamente giovani, come lo chiamo io. No, non c'è il diversamente giovane e non c'è neanche il bambino, c'è solo l'adulto. L'adulto che quando invece avanza con l'età è abbandonato a se stesso, se non ha la fortuna economica di avere, ecco, la possibilità di curarsi, di avere delle persone accanto, e la solitudine sta veramente coinvolgendo in maniera incredibile la comunità che sta guardando da un'altra parte. E là è il grande problema, perché dobbiamo impegnarci. Ecco, se guardiamo dobbiamo impegnarci, dobbiamo fermarci, dobbiamo capire chi abbiamo di fronte, come aiutarlo, se possiamo aiutarlo. Questo comporta del tempo e non è vero che non abbiamo tempo, è che siamo diventati aridi, siamo diventati cinici. Ecco, non riusciamo a capire invece che la comunità ha bisogno del famoso sasso che tutti devono mettere, la famosa goccia nell'oceano. Però questo mi spaventa, perché vedo una comunità diventata molto chiusa, una comunità che ha paura di esporsi, la paura che continua devastante tutti i giorni sui telegiornali, sugli organi di informazione. E chi colpisce? Le fragilità, non c'è niente da fare. Ma questo vogliono fare, non possono dire che non potrebbero rimediare. Non possono, non vogliono, perché hanno deciso di fare qualcos'altro. E quando la politica in generale decide di fare qualcos'altro, non è mai per il bene della comunità e della società, è per qualcosa che noi non riusciamo neppure a capire a volte, che non era urgente, che non era quello che ci aspettavamo. Eppure hanno il potere di decidere, pochi sulla testa di molti, anche se non condividono, ma chi se ne frega, sono io che decido. Invece poi troviamo il professor Viti, come altre associazioni, che si impegnano per la comunità, per il bene altrui. Avete sentito cosa ha detto il professor Viti? Dobbiamo dare la possibilità ai genitori, a tutti, di stare vicino al bambino se è ammalato, perché ha bisogno di lui, della mamma, del papà, della famiglia, dei fratelli, ha bisogno di essere 24 ore su 24 assistito. Però noi dobbiamo sentire il professor Vitti che chiede questo, non lo sappiamo forse? Non sappiamo che il bambino piccolissimo ha bisogno dei genitori vicino, specialmente se è ammalato 24 ore su 24. Io, professor Vitti, ho visto una scena terribile proprio in pediatria, dove questo bambino con una grande leucemia, con il papà, in braccio il papà a un certo momento doveva lasciarlo perché doveva andare a casa, doveva andare al lavoro. Io ho visto una scena straziante, questo bambino che non voleva lasciare il papà, non voleva lasciarlo, non c'era verso. Hanno provato in tutte le maniere, era aggrappato questo corpicino così esile, così ammalato, questo uomo che non riusciva a trattenere le lacrime, doveva andare via. Capisce che io capisco quello che lei ha detto, professor Vitti, e la ringrazio per averlo detto, spero che qualcuno capisca, non è una cosa impossibile da fare, eccola qua, lo posso fare, ma perché non lo faccio? Ma perché il professor Vitti deve gridare dobbiamo fare questo per queste creature? Allora andiamo a vedere proprio il servizio che ha portato il professor Vitti, Io Domani, associazione Io Domani, reparto pediatria.
Questo reparto, così come lo vedete oggi, è stato ristrutturato nel 2014. Abbiamo iniziato la ristrutturazione nel 2012, demolendo completamente le pareti interne ed esterne di questo fabbricato, che ci ha consentito di realizzare camere più ampie, poter mettere un bagno in ogni stanza e allargare questo corridoio di servizio che era fondamentale per gli operatori. Durante tutti questi anni il reparto è stato visitato da personaggi famosi quali il Papa Giovanni Paolo II, i presidenti della Repubblica Pertini, Ciampi e Napolitano, Madre Teresa di Calcutta, attori, calciatori e tanta gente comune che ha voluto portare un contributo a questo reparto che non è altro che un'eccellenza italiana. Il Policlinico Umberto I al momento dispone di un'aula che la mattina viene utilizzata dagli insegnanti di tutti i livelli scolastici, quindi a partire dalle elementari, le medie e a volte anche supporto per appunto gli adolescenti, 15, 16, 17 anni. È un'attività molto importante che ottenemmo ormai da parecchi anni e ci pensa direttamente il Ministero perché manda questi insegnanti nel reparto. Attualmente, dal 1° settembre 2024, il reparto di oncologia pediatrica è diretto dalla professoressa Loredana Moruso. Come tutti i reparti di oncologia e oncoematologia pediatrica, anche questa unità partecipa a quella che è l'Associazione Italiana di Oncoematologia Pediatrica. Quindi lo stesso bambino riceve la terapia in Italia come la potrebbe ricevere in Francia piuttosto che in Germania. Il reparto è costituito da 8 stanze di degenza con 2 stanze sterili dove possono essere fatti i trapianti autologi di cellule staminali ematopoietiche e un day hospital con 4 posti letto più un ambulatorio. Quindi in realtà la degenza ordinaria abbiamo queste 8 stanze che possono ospitare 8 bambini affetti e vengono trattati tutti i tumori solidi, quindi dai tumori cerebrali ai tumori addominali, il neuroblastoma piuttosto che il tumore renale, leucemie e linfomi. Tanto complimenti professor Viti e soprattutto grazie per questo video. Volevo dire 2 parole su questo. Sì, che fa capire anche l'importanza delle parole, proprio come dice lei. Dica pure 2, anche 3 parole. Prego, professore. Allora, il problema qual è? Le associazioni in genere si occupano molto dell'accoglienza e del sostegno alle famiglie, perché noi capiamo perfettamente il problema della famiglia. Cioè, come lei sa, senz'altro sa, c'è anche i viaggi della speranza dal nord verso il centro e dal sud verso il centro e verso il nord dell'Italia, perché gli ospedali più qualificati di fatto sono da Roma in su, insomma anche già da Napoli, ma insomma sotto c'è molto meno. Ci sono Bari, Palermo che funzionano abbastanza bene, però comunque c'è tanto viaggio della speranza, come lo chiamiamo noi, che la gente va verso gli ospedali più importanti. Quindi le associazioni e le organizzazioni danno supporto fondamentale alla famiglia, perché partiamo dalla casa alloggio, cioè uno che parte dalla Calabria, arriva a Roma o arriva a Genova, arriva a Bologna o a Firenze, quando arriva ha già un problema: dove alloggio, dove mi sistemo, come faccio a seguire mio figlio? Questo è il primo problema su cui noi cosa. Poi abbiamo centinaia di volontari, io penso migliaia di volontari che sono presso i reparti e presso le case alloggio e che danno sostegno alle famiglie e ai bambini in particolare. Quindi queste sono attività che le associazioni svolgono a favore delle famiglie, a favore dei bambini, ma anche a favore dei reparti, perché spesso subentriamo nelle cose dove la pubblica amministrazione è, non dico inefficiente, ma sicuramente molto lenta. Quindi le associazioni spesso devono intervenire per far modo che una cosa si possa fare subito e non fra un mese. Professor Viti, lo dico anche a Don
Dacier, quello che lei ha detto è molto importante, il volontariato, ecco qua la parola magica. Il volontariato che quando serve basta alzare il telefono e trovo disponibilità, professionalità, ecco, immediatezza. Lo abbiamo visto anche alle Olimpiadi, mi sembra, no? Questo mondo del volontariato che non è pagato, perché dobbiamo dirlo. Per fortuna che regala il piumino, dico mio, il manco quello che regala il piumino o qualcosa, e che riesce a sopperire la carenza di quella politica che non riesce a capire la forza di questo volontariato e l'aiuto che riesce a dare. Poi i soldi vanno ad altre figure, naturalmente, vanno a cose che abbiamo anche visto. Siamo nel mondo, un'immagine bellissima, penso che non ci sia niente da dire, sfido 7 miliardi, mancaria altro anche che non avessimo fatto anche bella figura, seria da spararsi veramente a sto punto. Però non importa, l'importanza è apparire magari anche ricompensando in maniera molto forte persone che a mio avviso avrebbero dovuto fare in questa occasione del volontariato puro, e magari dare qualcosa alle associazioni di volontariato che invece si impegnano sempre 365 giorni all'anno, magari durante le Olimpiadi premiamo quelle e invece si va tutto da un'altra parte, perché funziona così, non c'è niente da fare. E questo fa molto male. Avete sentito cosa ha detto Don Dacier, cosa ha detto il professor Vitti, queste famiglie che intraprendono questi viaggi della speranza ma che non sanno come fare, dove andare, come pagare, devono lasciare il lavoro, eppure nessuno risponde. Però fermi, perché arriva il mondo del volontariato, che trova la casa, fa l'assistenza, tutto gratuito, li abbiamo anche qua, anche da noi, vicino a noi, e che non chiede niente, anzi trova sponsor per riuscire a stare in piedi, perché la politica non paga. La politica non gliene frega niente di dare i soldi dove veramente servirebbero. E allora a questo punto uno a casa si domanda, ma perché? Perché? Perché abbiamo lasciato veramente che la politica entri dappertutto a gamba tesa, è entrata anche nel mondo del volontariato, ci ha messo le tasse, la burocrazia, invece di aiutare. Eppure la pandemia ha fatto capire l'importanza del volontariato, ma chi se ne frega, è passata, guardo da un'altra parte. Don, come vede lei la situazione? E i giovani guardano molto attentamente, molto attentamente. Prego. C'è il pericolo che si adeguino poi, ma io guardo un po', diciamo, in senso più ampio. Noi ci troviamo dentro una cultura dell'individualismo più assoluto. Ci sono i viaggi della speranza dentro l'indifferenza. Ecco, allora, e ci sono il volontariato, cioè ci sono persone che fanno volontariato proprio perché hanno questa esigenza, quello che è un cuore misericordioso, no? Ora, io penso che, ad esempio, il volontariato esprime un grande valore che è quello della solidarietà, no? Però non è più una questione della politica, è una questione di persone che fanno un certo tipo di politica. Ecco, allora dovremmo andare a vedere, ecco, dentro queste persone, no? Perché qui c'è la responsabilità personale e poi c'è la responsabilità della politica. Però chi fa politica sono persone. Se noi ci troviamo in certe situazioni è perché queste persone mancano certamente di un grosso spessore di umanità, etica, e poi la cosa che a me fa incavolare è che queste persone si mettono l'etichetta, ne abbiamo un'infinità di queste etichette, l'etichetta cristiano. Allora il loro comportamento è la negazione di questo. Io non faccio nomi, ma penso che siamo pieni di gente che con il loro comportamento, che non è per niente misericordioso, nega le etichette che si mettono
Un'altra cosa poi, quando io ero a Caneva è vicino a Aviano, ecco, e quando io andavo là all'ospedale di Aviano io vedevo i drammi delle persone, no? Lì cosa hanno fatto? Hanno messo sulla casa di Natale che ospita chi va ad assistere quelle persone. Però questo è un compito della politica, ma se noi continuiamo a foraggiare, cioè a votare chi è indifferente a queste cose, chi costruisce le piramidi o inventa cose per apparire, allora no. E più cose inventano, più cose fanno quasi a ricordo del loro passaggio nella politica, più sono apprezzati e più sono stimati. Quindi c'è anche un atteggiamento generale, lei qua è scritto sveglia Veneti, dovremmo dire svegliatevi italiani perché state distruggendo la vostra umanità, la vostra sensibilità. È ora di smetterla di mettere al centro l'io e recuperare il senso del noi. Sarà difficile perché la comunità non esiste più. Giusy da Treviso, Dosson, vai! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Mirella, mi faccio sempre stesso discorso quando viene qua un padre. Allora, il padre è il tuo ospite, perché non porta il collarino ecclesiastico come distintivo per la Chiesa? Perché se io la trovo per la strada magari posso anche aver bisogno di una parola, padre. Ma cosa mi dice? Poi Mirella, tu dicevi che potevano aspettare le Olimpiadi fra un mese coi fragili, ma allora dovevano mandarli a casa, insomma farli venire fra un mese e dopo arrivano tutti? Mirella, questo è il discorso, che non puoi mandare a casa tutti gli atleti mondiali, dato che più dopo farli arrivare da qua un mese, dopo non può nessuno, chi che può, chi che non può, ma dato chi sei qua, magari dopo a quei più fragili e che fare anche a ora una bella festa, non dico in grande come che ho visto ieri, però merita anche loro più degli altri qua. Grazie. Abbiamo sentito Giusy, allora Donda sì. Collarino, dove c'è il collarino? Neanche Gesù portava il collarino, eppure svolgeva bene il suo compito, no? Anche perché a me dà fastidio avere il collarino qua, sembra un cane al guinzaglio, no? E io non voglio essere al guinzaglio di nessuno, neanche di quella realtà che chiamava l'istituzione Chiesa. Infatti cristiano è tutta un'altra cosa, la parola cristiano vuol dire ecco, tutta un'altra cosa. Bisogna spogliarsi di questa apparenza, di questo modo di far vedere le cose, di mettersi la maschera, queste maschere che funzionano, che fanno contenti, felici gli altri, che rafforzano le loro sicurezze, ma poi questa gente si lava le mani, si sciacqua la bocca, non vede, non sente, non parla e invece dobbiamo essere militanti, dobbiamo manifestare, dobbiamo combattere sempre in maniera non violenza, soprattutto per quelle famiglie, quei genitori che vanno ad assistere quei bambini, che è una cosa straziante, è una cosa straziante. E questa è indifferenza, che poi non è indifferenza delle istituzioni, perché le istituzioni sono fatte da persone. Allora andiamo a vedere questa mostra di Papa Francesco. Voi sapete quanto io amassi questo Papa, anzi ho cercato anche di portare avanti quello che lui aveva scritto, questa lettera che io ho per questi ragazzi, dove c'è stato questo musical, ecco, che hanno fatto capire l'importanza di esserci, di parlare con le parole di Papa Francesco. Allora andiamo a vedere questa mostra e poi commentiamo. Il bianco e nero per concentrare lo sguardo sull'essenza di Papa Francesco. Un progetto fotografico durato 12 anni ed esposto in 42 scatti nel cortile di Palazzo Trissino fino al 30 marzo. Evento che rientra nella volontà dell'amministrazione di rilanciare questo luogo, rendendolo sempre più una piazza culturale al centro città ed aperta a tutti.
Questa mostra rappresenta 12 anni del pontificato di Papa Francesco, sono delle foto in bianco e nero che vogliono raccontare un po' l'anima di Papa Francesco attraverso i gesti, le espressioni, i piccoli atteggiamenti, le piccole azioni. Ho cercato di far uscire la bellezza di Papa Francesco. L'idea che portiamo avanti anche nel 2026 è di trasformare questo spazio che fino a qualche anno fa aveva le macchine dei dipendenti del comune in uno spazio aperto alla cittadinanza, per i turisti, e quindi uno spazio di cultura. Così come stiamo trasformando tanti spazi in città, questo è un altro dei punti centrali. Presenta l'inaugurazione anche il Vescovo di Vicenza. È un anno che ci vede impegnati come diocesi insieme anche al Comune, in modo particolare di Vicenza, e poi alla provincia e pure alla Regione, con molteplici attività. Certamente il primo riferimento è quello religioso per noi, peraltro Montebellico è molto frequentato da tantissime persone e nello stesso tempo vuole essere anche un modo per dare respiro alla città e agli suoi aspetti culturali. Abbiamo Pierina da Bagnoli. Prego Pierina. Sì, Mirella, perché sento parlare, se disturba. Io volevo dire al padre che ha lì vicino che... Pronto? Sì, vai Pierina. Io volevo dire, Mirella, che quel padre che ha vicino non ha risposto correttamente. Non ha risposto correttamente, che neanche Dio aveva... Loro sono nate così, Mirella, e loro perlomeno il collarino, la spilletta e il crocifisso in parte lo dovrebbero portare. Questo è un discorso che non va bene che ha fatto, prima cosa. Seconda cosa, Mirella, volevo chiederti se hai parlato con il sindaco di Bagnoli. Ti ricordi di me che avevo chiesto il bidone per l'olio che si deve buttare? Ho trovato occasione di parlare col sindaco di Bagnoli? No, il problema è che lui dice che dovete mettere l'olio e dopo andare appunto nel centro raccolta e portare l'olio al centro raccolta e portarlo là. Prima si fa un bel bidone, dopo si porta al centro raccolta, perché non tutti hanno la possibilità di mettere questi contenitori come comuni. È sempre una questione economica, quello che si capisce, a tutti quanti. Perciò c'è chi ha la possibilità di mettere questi e chi non ce l'ha. Bagnoli ancora non ce l'ha. Vedremo se ce l'avrà in futuro, Pierina. Hai capito bene? Detto questo vorrei sentire, ecco, dopo risponderemo anche a Pierina per quanto riguarda proprio questa veste talare che vogliono questo distintivo avere. Invece vorrei chiedere al professor Viti l'importanza di questa comunicazione, di questo aiuto. Lei ha detto molto bene, io mi sono collegata poco tempo fa con la casa di Matteo di Napoli, non so se lei conosca, professor Viti, sì. Ecco, dove appunto dal nord arrivano queste creature per essere aiutate. Allora capisce bene che c'è qualcosa che non torna, professor Viti, ma dobbiamo sempre fare spostamenti perché la struttura è piccola, non ha la possibilità di avere tante persone, ma la richiesta è alta, vuol dire che servono queste strutture, ecco là il problema. Servono queste strutture se abbiamo questi numeri, ma perché dal nord dobbiamo trasferirci al sud per avere questo aiuto? Perché ce ne sono due, mi sembra, dei casi comunità come quella di Matteo. Non pensa che sarebbe ora di pensare a cosa serve veramente a questo paese, a questa realtà, come aiutare il mondo del volontariato, quello impegnato su temi veramente cruciali che fanno la comunità, la società, il bene? Prego, professore. Allora, guardi, diciamo che l'alloggio è il primo fenomeno più importante, perché appena arrivi o dormi in macchina o ti trovi una sistemazione alberghiera. Lei capisce che in città come Milano, come Roma, come Genova, quando si parla di prendere un albergo ci sono dei costi altissimi, soprattutto poi nelle vicinanze degli ospedali, perché questo è ancora un lucrare meglio e di più. C'è tanto bisogno, per cui quando c'è il bisogno, come lei mi insegna, l'offerta e la richiesta aumentano entrambi.
Quindi ecco perché le associazioni di fatto tra i primi compiti hanno quello di trovare una sistemazione per la famiglia, e quindi quasi tutte le associazioni, perlomeno quelle che fanno parte a FIACOP, tutte hanno comunque delle case alloggio. Chi ce n'ha tante, chi ce n'ha meno, ma tutte ce l'hanno. Ma non è sufficiente per due motivi. Prima, perché spesso il papà rimane fuori, perché noi dobbiamo pensare che quando la mamma è in ospedale col bambino, il papà è fuori, perché il papà sta lì quando è consentito, cioè l'orario di passaggio, che può essere dalle 10 alle 11, può essere tra le 4 o dalle 4 alle 5. Ma le altre 20 ore dove le passa quel papà? Quindi quel papà spesso e volentieri è abbandonato a se stesso, perché le case alloggio nascono soprattutto per ospitare il bambino, quindi il bambino con la mamma. Quindi quando la bambina e la mamma sono fuori dall'ospedale perché i valori sono bassi, non si possono fare le terapie e compagnia bella, in quel momento il papà sta con loro. Ma quando poi la mamma e il bambino rientrano in ospedale, dalla casa alloggio il papà non può stare, e quindi di conseguenza il papà è buttato a se stesso, abbandonato a se stesso. Più chiaro di così. Aspetti, perché c'è una telefonata, professor Vitti. Abbiamo Maurizio da Conselve. Vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Allora Mirella, io non lo so se sia il primo o non so, io voglio fare la piena solidarietà alla signora e alla famiglia del bambino di Napoli, che purtroppo per motivi X, che non sto qui a dire, perché ce ne sarebbe da dire tante, il bambino se n'è andato. Quindi piena solidarietà alla famiglia. Poi per quanto riguarda al parroco, io mi associo alla signora Giusi e alla Pierina, però questa volta le dico una cosa, padre. Da che mondo è mondo, voi indossate una divisa, che sia talare, che sia quello che è, il parroco, ok, come Don Camillo, ecco, indossate una divisa, non so per quale motivo non la portate più. Questo è un mistero che non riesco a capire. Comunque sappia, padre, che Gesù a suo modo una divisa la indossava. Comunque va bene così. Poi voglio dire una cosa, Mirella, per quanto riguarda le associazioni, che questo che alla fine è il tema di oggi. Io praticamente concordo pienamente a tutte quante le associazioni, ben venga, ci fossero tante associazioni che aiutano i più deboli e che aiutano magari i più poveri, ecco, perché se non ci fossero queste le associazioni o chi per esso, non so dove si andrebbe a parare, come dici tu. Con questo ti saluto, attendo risposte da Don Maurizio, che si chiama come me. Va bene, buona giornata a tutti, grazie. Grazie a te Maurizio. Allora, Don Maurizio, allora Don Camillo ci piace perché ha la tonaca nera, il collarino bianco e il berretto in testa. Vogliamo quei preti là. Bene, cerchino quei preti là. Ce ne sono ancora? Ne vediamo pochi, dire la verità. Che portano la talare? No, perché non è più obbligatoria. Non è obbligatorio portare il vestito, il clergyman. Quando io celebro e quando sono nel mio compito, porto quello che deve portare. Porto gli abiti, ecco. Poi se questi signori hanno bisogno così di parlare con un prete, spero vadano dal loro parco, ecco. Detto questo, andiamo a vedere invece questo piccolo spezzone del Mersi, perché ne parleremo anche con Don Maurizio Dassier e anche con Don Paolo, col professor Vitti, per far capire l'importanza di questo spettacolo voluto da Papa Francesco, autorizzato da Papa Francesco, con questa lettera che dice: ai ragazzi continuate così, anche se troverete dei paletti cercate di superarli, è quello che stanno facendo questi ragazzi e noi dobbiamo aiutarli. Andiamo a vedere.
soltanto sapere che numero è il nostro call center e attendere l'operatore che ti ascolterà. Il mondo non esisterebbe senza il suo perdono, il mondo non esisterebbe. Allora, professor Vitti, questo è un musical sulle parole di Papa Francesco, Mercy, misericordia, per far capire l'importanza dei giovani che appunto si esprimono con le parole di Papa Francesco, con la parola misericordia. Ecco, i valori soprattutto, i valori della vita. Questo spettacolo parla proprio di Gesù, ecco, parla di Dio, parla dei valori, parla della misericordia, dove che questo Papa Francesco ha cercato di portare avanti, tanto è vero che lui voleva una chiesa povera, una chiesa fatta di valori, no, di lustrini, di valori. I valori sono quelli che fanno crescere la comunità, che fanno stare bene la società. Prego, professor Vitti, conosceva questo musical? Mi sembra che sia stato proprio presentato a Roma, proprio da anche con Papa Francesco, che però è caduto quella sera, non ha potuto partecipare. Prego, professor Vitti. Allora, sicuramente credo, a parte che arte è sempre arte, quindi spettacoli d'arte sono sempre belli da vedere, quindi sia la mostra sia questo musical li trovo sicuramente bellissimi, interessanti e coinvolgenti, soprattutto perché coinvolgono i giovani in queste cose che sono la nostra forza del domani. Io, anche perché, ripeto, tra i volontari ho molti giovani, io ho tanta fiducia in loro, a differenza di molti che invece non ne hanno. È vero che non sono tutti uguali, è vero che ci sono due tipi di gioventù purtroppo, però i giovani sono la nostra forza, sono quelli che domani ci guideranno, spero, meglio di quelli che abbiano fatto quelli che ci sono oggi. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa Don Maurizio Dassè di questo spettacolo. Stiamo cercando di portare avanti proprio per trasmettere i valori che i giovani danno. Sono questi i nostri bravi ragazzi, questi sono gli esempi che dovrebbero far vedere, e invece non si può, perché qua i soldi non ci sono mai per fare ste robe qua. Sì, no, adesso che vedremo, ecco, per i valori i soldi non ci sono, per le altre cose sì. Prego, Don. Nella nostra cultura questi spettacoli non portano voti, ecco, però è stato, io l'ho visto perché ero febbricitante e non l'ho visto in diretta, però meraviglioso, soprattutto perché coinvolgeva, perché risvegliava dentro qualcosa, perché fatto da giovani. Anch'io, come diceva il professore, ho grande fiducia nei giovani, e continuamente dico a quelli che incontro personalmente, eccetera, non lasciatevi sterilizzare il cuore, il cervello da questa cultura, da questa classe dirigente, che cerca di omologarvi, di cementificare il cuore. Questo è. Quindi, poi, d'altronde, che sia un ambiente contro questo tipo di proposta, non troverete solo ostacoli. Troverete solo ostacoli e non disponibilità, no? E poi voglio dire anche una cosa, Giubileo della Misericordia, Papa Francesco, lo stanno mandando in soffitta Papa Francesco, e lo stanno mandando in soffitta in modo consapevole, perché non gli hanno mai perdonato e mai li perdoneranno buona parte di quell'enclave di aver messo al centro la persona, i fragili, gli ultimi, e invece no, bisogna mettere al centro la legge, come facevano gli scribi e i farisei. Ecco, e quindi è stato, Papa Francesco è stato per loro, per la buona parte della nomenclatura, un incidente storico da dimenticare. No, e quindi la sua eredità viene pian piano
demolita. Ecco. Allora io rivendico il fatto di mettere al centro la persona, soprattutto chi è in difficoltà, chi è fragile, e poi quando uno scoprirà in maniera improvvisa la propria fragilità, gli auguro di piangere se prima era indifferente. Ecco. E non lasciarsi sterilizzare e lottare per i valori. Il noi si recupera attraverso i valori. E invece questo ci troviamo nel deserto dell'indifferenza, no? Perché se non trovano possibilità di fare questo spettacolo, ecco, dietro la non disponibilità di soldi c'è l'indifferenza. Che è ancora peggio. Che è ancora peggio. Allora sentiamo come ci saluta il professor Paolo Vitti. Professore, come ci saluta, con quale messaggio? Allora, il messaggio senz'altro è quello di cui stiamo parlando da un po' di tempo. Fiducia nei giovani, stimola le istituzioni che debbono assolutissimamente garantire l'assistenza alle persone anziane, ai bambini, ai malati e ai più deboli. Questi sono i messaggi che bisogna mandare. Grazie. Vi ringrazio di tutto. Grazie veramente, grazie, buon lavoro professor Vitti, continui, veramente fa sempre piacere averla ospite, un abbraccio a tutta questa grande famiglia che anche lei ha. Grazie professore, grazie, mentre il Do rimane con noi. E vi presento Luca Sartorato, presidente CEIS. Ecco, è importante parlare con il dottor Sartorato per capire qual è la realtà giovanile che lui vive tutti i giorni, specialmente con le fragilità. Saluto anche il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato. Buongiorno sindaco, grazie di essere qui, veramente grazie. Parleremo di Abano, parleremo di queste località meravigliose che abbiamo. Chissà che qualche turista oltre a Cortina che venga anche a Abano, sindaco, ho visto la Maradanchi che ha fatto, che conosce anche un po' il territorio, dico io, visto che siamo tanto belli dappertutto, speriamo che non si focalizzino solo là ed esclusivamente là, compresa Verona. Però inizierei proprio dal dottor Sartorato, presidente CEIS. Ecco, intanto spieghiamo cosa vuol dire CEIS, presidente. Il Centro Italiano di Solidarietà di Treviso, esistono vari CEIS in Italia e raggruppati poi in una federazione a Roma che si chiama FICT, Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, fa parte delle associazioni che fin dagli inizi degli anni '80 si sono occupati di un problema delle dipendenze giovanili, cosa che lo Stato a quei tempi non rispondeva, quindi alcuni sacerdoti d'Italia hanno deciso di impegnarsi in questa strada.
noi nell'83 con Don Antonio Viale, e poi la storia ha avuto ulteriori riflessi fino ai giorni nostri. Allora, io ho avuto ospite Fra Lorenzo da Trieste, il quale mi ha pregato di chiedere, di parlare di questa ultima droga, il fentanyl, perché a Trieste è devastante. Io ho avuto ospite 2 mamme che hanno aperto San Patrignano qui a Treviso, un centro, i quali mi hanno veramente sorpresa quando hanno detto: noi andiamo nelle scuole, cerchiamo di portare anche quelle realtà positive e sono riusciti a fare dei percorsi alternativi a quella che è la distruzione, ma la ripresa della persona, non gliene frega niente. A parte qualche raro caso di qualche ragazzo, ma la maggioranza proprio non interessava, non riuscivamo a capire come intrigarli, ecco, erano proprio assenti. Allora, o c'è qualcosa che non torna, oppure questi ragazzi forse sono stanchi di sentire le prediche, di vedere, vorrebbero forse più toccare con mano, lei sa come la penso, essere più intrigati, perché sentire queste 2 mamme che da anni appunto si recano nelle scuole e sentire questa frase fa molto riflettere a questo punto. È giusto continuare così oppure dobbiamo cambiare registro, dottor Sartorato? No, va detto che l'esperienza delle reti e delle comunità italiane, e quindi di questa ne fa parte anche San Patrignano, da anni lavorano in questo senso. La parte invece della prevenzione nel campo della scuola forse andrebbe un po' rinnovata, nel senso che le esperienze raccontate dalle mamme probabilmente fino a 10-15 anni fa avevano anche un certo effetto. Oggi probabilmente dovremmo ragionare su una prevenzione con i giovani di natura diversa. Per quanto riguarda invece il capitolo fentanyl, noi come Centro Italiano di Solidarietà di Treviso abbiamo fatto un convegno lo scorso anno proprio su questo tema, portando anche la parte relativa al corpo, cioè quindi quali sono i danni che provoca questa sostanza e che viene molto usata nel mondo giovanile, insieme con la parte del crack, che sono sostanze che danno degli effetti importanti, nel senso che danno immediatamente un'eccitazione molto forte e poi provocano un down a strada a poco tempo di distanza. Quindi sono degli effetti nuovi, delle sostanze che portano degli effetti collaterali non banali e che purtroppo scopriremo i danni, qualcosa con la ricerca lo stiamo già scoprendo, di quali sono i danni che a livello giovanile portano queste sostanze. Più passano gli anni, più la ricerca si evolverà e più troveremo che quasi come se dovessimo in qualche maniera avere una nostalgia per le vecchie sostanze naturali. Queste sostanze chimiche portano dei danni nel corpo dei ragazzi che a 21-22 anni te li trascini per tutto il resto della vita e diventa un dramma. Allora salutiamo il sindaco Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme. Allora sindaco, ha visto la chiusura delle Olimpiadi ieri sera, cosa ha sperato? Tutti questi turisti che arriveranno, perché siamo talmente belli, come non tornare, come non visitare, come non godere di queste bellezze. Lei cosa dice, sindaco? Ma sicuramente è un'occasione più unica che rara di presentarsi al mondo intero, sicuramente questo ha avuto questo effetto. E poi bisognerà capire quanto questo messaggio durerà nel tempo, quanto è stato investito per far promozione proprio rivolta a questo obiettivo. Insomma, ci auguriamo tutti poi che questo sia il primo, come dire, il primo mattoncino di una lunga campagna promozionale che riguarda il Veneto. Sicuramente è stato importantissimo, è stata apprezzata la creatività sia della parte iniziale di apertura sia di chiusura, l'Arena di Verona, in mezzo tantissime medaglie, insomma tutti i presupposti positivi per far bene. Ora bisogna continuare, perché non è un punto di arrivo questo, ma è forse un punto da cui partire per riuscire a promuovere il territorio, le nostre anche
realtà meno conosciute, quindi oltre a Venezia e le grandi città come Verona, Padova, anche i borghi, e questo è un aspetto sul quale il Veneto adesso deve cambiare marcia e fare più sistema, come si suol dire in ogni occasione, perché questa è stata una grande occasione e non va persa, per cambiare anche marcia e avere una qualità di promozione un po' diversa da quella che siamo abituati a fare in maniera un po' disomogenea, slegata e ognuno per conto suo, tanto per capirci. Guardi Sindaco, la ringrazio per quello che ha detto, perché il nostro problema è italiano, ma non che dipenda da noi, Sindaco. Nel senso, noi siamo dei creativi, non c'è niente da fare, siamo proprio bravi, perché ce l'abbiamo nel DNA e non riusciamo a fare comunicazione, eppure i mezzi li abbiamo, perché non posso dire che non abbiamo i mezzi. Allora c'è qualcosa che non mi torna. Abbiamo anche dei geni, anche come ragazzi, guardate cosa riescono a fare con l'intelligenza artificiale. Pure spero anch'io, Sindaco, quello che spera lei, perché fino adesso i numeri mi danno ragione. Noi abbiamo delle cose meravigliose, nessuno sa niente. Prima si parlava della mostra di Papa Francesco, bellissima, su uno dei più bei posti, perché penso che veramente tutti non conoscono questa realtà che abbiamo il Monte Berico, che è fantastico, eppure neppure il Don lo sapeva. Eppure è una mostra importantissima. Non pensa, Sindaco, che sia proprio un problema di squadre, di comunicazione? Ma non vorranno mica dirmi che non abbiamo persone all'altezza di fare questo? Lei sorride e mi viene da pianza. Quando mi danno i numeri... No, sorrido perché... spesso, guarda, in questi giorni si è riemerso il dibattito sui piccoli comuni. Noi abbiamo il 70% dei comuni in Italia che ha meno di 5.000 abitanti e che fa fatica ad andare avanti, fa fatica ad avere un segretario comunale, fa fatica ad avere la polizia municipale. Sono tutte situazioni figlie di campanili, figlie di interessi che vanno preservati, è vero, le identità vanno mantenute, però siamo arrivati ad un momento dove tutto questo frammentazione sia dei comuni ma anche della relativa attività di promozione, se vogliamo parlare del turismo, deve essere superata, perché è vero che piccolo è bello, ma ormai il sistema deve muoversi in maniera compatta, rinunciando a volte a qualche sovranità locale per affidarsi a dei sistemi più professionali, che richiedono il confronto, e questa cosa non è nel nostro patrimonio genetico. Noi siamo abituati a difendere i nostri campanili e piuttosto siamo anche propensi a tollerare a volte inefficienze pur di conservare questa identità. Credo che sia arrivato il momento di fare ragionamenti meno elettorali e più efficienti, perché i comuni, così come la promozione turistica, adesso faccio un piccolo paragone, forse magari inidoneo, col Trentino Alto Adige. Il Trentino Alto Adige ha delle risorse sul turismo che sono imparagonabili a quelle del Veneto, che è la prima regione per turismo in Italia, ma se guardiamo la promozione del Trentino Alto Adige a quella del Veneto, evidentemente notiamo una differenza enorme dal punto di vista dei mezzi. Quindi va fatta una scelta. Se vogliamo continuare a lisciare il pelo ai 500 e passa sindaci del Veneto e agli 8.000 comuni d'Italia dicendo che tutto va bene, o se invece vogliamo finalmente arrivare a fare ragionamenti forse meno popolari, ma che danno più servizi ai cittadini, che danno più servizi alle imprese, perché diversamente continuiamo in una logica di frammentazione che ormai porta poco, le risorse ormai stanno diminuendo per tutti, per i comuni soprattutto, e quindi ci troviamo anche a competere con regioni o con città che sono molto più piccole di noi, ma hanno dei mezzi enormemente superiori, perché lo vogliono, mettono delle risorse per tutti e non per i singoli, e quindi fanno promozione in maniera un po', come dire, accentrata nel senso buono del termine. Molto chiaro, Sindaco, devo andare avanti, se no non ce la faccio. Vorrei sentire anche il Don cosa ne dice. Questo turismo che arriva
un po' dappertutto, soprattutto ecco, amano anche visitare le chiese. Io sono stata poco tempo fa in Friuli e devo dire la verità che i luoghi di culto erano quelli più visitati. C'è questa, anche perché siamo anche all'interno, abbiamo delle storie pazzesche, abbiamo delle bellezze incredibili, abbiamo degli organi che nessuno immaginerebbe, delle pitture, delle statue, eppure è sempre chiuso. È sempre chiuso se non sei fortunata di trovare quel sindaco, come dice giustamente il sindaco Barbierato, che ha questa sensibilità che magari coinvolge il mondo del volontariato, tanto dico a caso, vero? Coinvolge, che non costa niente, ma che magari mi fa tenere aperto quella chiesa, quella mostra. Ecco, non è che forse anche qua, anche la chiesa deve comunicare di più, perché vediamo anche i numeri che abbiamo, anche noi quando facciamo le messe, vuol dire che c'è questo... allora lei non le ha le persone fisiche, poverete, anche diversamente giovani, i giovani frequentano poco le chiese, non è che sia tanto intrigante, non dire la verità, magari un po' più rock, una chiesa un po' più rock non sarebbe male, una volta suonava di più sulle chiese anche i giovani, adesso è sparito tutto. Prego, come fare? Ecco, per attirare ancora di più, per far capire l'importanza anche delle chiese, del culto, della bellezza che abbiamo. Accennato al Trentino, accennato al Friuli, sono 2 regioni autonome e io so che come regioni e province autonome investono anche in questo, cioè nel recupero, nella ristrutturazione delle chiese, eccetera, dove magari le diocesi o le comunità non hanno i mezzi per farlo, ecco, non hanno. Quindi, poi bisogna tenere presente anche questo, il nostro provincialismo, quello dei campanili, no? Provincialismo vuol dire ogni campanile un prete, ciao, no? Ecco, e quindi questa è una forma di provincialismo, ecco, che certamente non aiuta. Poi bisogna mirare, cioè non si può adesso tutto a doccia, no? Perché abbiamo un patrimonio artistico unico al mondo, e allora bisogna mirare su certi luoghi, su certi posti. Però il Friuli, io ci vado spesso, sono a 2 passi e investe anche là. Ecco, quando io ero a Stevenà, primo comune del Friuli Venezia Giulia, gli investimenti, ad esempio, per la scuola materna o per la chiesa, la regione Friuli Venezia Giulia, se non erro allora, investiva per il 70-80% a fondo perduto. Investire su questo vuol dire investire sulla comunità, vuol dire rendere partecipi in qualche misura la comunità, anche se è ormai una parola che è un contenitore vuoto. Questo. Allora andiamo a vedere anche questo Chase e Baby Gang per capire cosa c'è che non funziona su questa squadra. Mancano gli oratori, ma non si investe, come dice giustamente. È facile dire mancano, bisogna investire per aprire, bisogna avere economicamente dei soldi, perché l'impiego di queste persone, di questi oratori, comporta anche avere una certa disponibilità economica, se no cosa fai? Ecco, dove vai? Ecco, vediamo il servizio, poi sentiamo cosa ne pensa il dottor Luca Sartorato, presidente del CEIS. Identificati e denunciati, i ragazzi protagonisti dell'aggressione all'ambulante di Fiori dovranno ora rispondere dell'accaduto. Alcuni dei genitori, come è già successo in altri casi di cronaca che hanno visto protagonisti giovanissimi, hanno detto alle forze dell'ordine di non sapere più cosa fare con questi figli che hanno preso una brutta strada, ed è l'intera società di interrogarsi. L'appello che faccio ai genitori è quello di porsi la domanda se i propri figli sono in ambienti sicuri, stanno facendo sport, cultura, volontariato, o magari sono in giro per la città a bighellonare, e se sono in città con chi sono e cosa stanno facendo. Cioè non diamo per scontato che i nostri figli siano esenti da certi tipi di comportamenti, perché poi succede esattamente quello che abbiamo visto e letto oggi, cioè genitori che cadono dalle nuvole e genitori che sprofondano nella disperazione perché incapaci di gestire
questo problema legato al disagio dei propri figli. Se serve aiuto alle famiglie, continua il sindaco, gli strumenti ci sono. Rivolgersi ai servizi sociali o alle associazioni di volontariato, perché ci sono gli strumenti per affrontare questo tipo di problemi, però bisogna far venire a galla il problema prima che lo facciano le forze dell'ordine. Serve investire a lunga scadenza e fare uno sforzo collettivo che coinvolga privato, sociale e pubblico, rimarca Luca Sartorato, presidente del CEIS di Treviso. Servono due grandi macro aree. La prima è l'area di prevenzione e di informazione, e che quindi questa può essere fatta nelle scuole, può essere fatta nei gruppi sportivi. Molti giovani frequentano lo sport e che quindi potrebbero essere interessati da questo scopo. Dall'altra parte va fatta anche un'azione di sostegno e di educazione alla responsabilità. Se un gruppo di giovani crea una situazione di danno, come dice il presidente, nostro governatore, qualcuno deve insegnare ai giovani il concetto di responsabilità. Allora, Presidente Sartorato, come commenta questo servizio, quello che ha detto anche prima Don Dacier? Prego. Allora, hai preparato bene la trasmissione di oggi, nel senso che siamo partiti da una logica dei territori, abbiamo parlato di investimenti. È vero che il Trentino e il Friuli sono regioni autonome ed è vero che hanno maggiori risorse. È anche vero che probabilmente nel turismo, ad esempio, hanno anche una progettualità, cioè insieme al bisogno e alle risorse economiche che sono importanti, vanno anche costruite delle progettualità. Allora, se la società trevigiana è costruita e fa le scelte di investimento in alcune aree e non ad esempio nei centri di aggregazione, negli spazi giovanili, e non stimola tutto ciò che è utile ai giovani per raggrupparsi e per fare le azioni, perché poi sappiamo che una delle cose principali è la qualità delle relazioni che tra i giovani costruiscono tra di loro. Allora ogni città e ogni paese, attraverso i suoi progetti di natura anche politica, definisce qual è il futuro delle nostre società. E la società trevigiana, dove tutto sommato è legata a un centro città di 2 chilometri e con una periferia piuttosto vasta e a volte poco curata, se immettiamo elementi innovativi a questo interno dobbiamo prestare attenzione a che cosa accadrà, perché non possono essere i locali pubblici i nostri centri di aggregazione giovanili. È chiaro che se la nostra proposta è che i centri di aggregazione giovanili girano intorno ad alcuni locali, vanno bene per alcune economie dei privati, probabilmente non vanno bene per quella che è la nostra cultura giovanile. Allora, io ho parlato con l'assessore Francesco Biasin, che non so se lei conosce, è anche un educatore dell'ULSS, il quale una giornata dove stavano facendo una festa per i diversamente giovani al centro anziani, c'erano dei ragazzi che disturbavano e naturalmente erano i soliti bulletti del quartiere, i ragazzini. Cosa ha fatto l'assessore Biasin? È uscito, ha detto: ragazzi, invece di rompere le scatole e fare chiasso, venite dentro che beviamo un'aranciata tutti assieme e vediamo, forse l'aranciata li ha attirati, sono entrati ed erano meravigliati su quello che vedevano. Questi diversamente giovani che giocavano a carte, qualcuno che giocava alla tombola e tutti questi regali. E hanno cominciato a chiedere, perché non sapevano cos'è la tombola, quale roba, che bello, la tombola, intrigati con la tombola. E poi i regali. Allora Francesco Biasin ha detto: visto che c'è questa premiazione, fate voi i premi, dateli voi i premi, già che siete qua. Forse non è il caso di intrigarli, ecco, anche con i diversamente giovani, dove ci sono questi anziani, sempre visti come un peso più che una risorsa. Sarebbe il caso forse di capire che forse dovremmo metterli più assieme. E non hanno più rotto le scatole, si sono comportati bene. Ecco che li togli dalla strada dove non c'è un punto di aggregazione, dove vado, cosa faccio? Entro in qualcosa che non conosco. Questi che tirava a tombola, cioè non è che fosse un gioco, che non lo conoscevano. I regali,
Forse, Presidente Sartorato, non è che dobbiamo, come dice Gelosa, che è un nome tutte le mattine, capovolgere la piramide e ripartire come si faceva una volta dalle cose più semplici, da quelle più a portata di mano, mettere insieme anche quando ci sono questi centri estivi, invece di farli, non so chi è che costano tanto, farli fare a questi diversamente giovani che non sono tutti con l'Alzheimer o con demenza senile, che sono anche brave persone, penso. Prego Presidente. No, ci sono. Allora, va detto che la maggior parte dei giovani è responsabile, va detto, e credo che anche lo si attesta nei risultati scolastici, cioè dobbiamo anche avere un approccio serio con i giovani. C'è una minoranza che in realtà crea problema e che è quella minoranza che spesso e volentieri va nei giornali, va nelle TV, mentre la maggioranza invece che compie atti di grande serietà e di grande responsabilità anche di natura civile e poche volte viene invitato. E quindi è un invito anche per te, Mirella, no? Nel senso che magari portiamo anche alcune realtà giovanili a questo tavolo in modo tale che ci sia anche il loro punto di vista, perché è tramite la relazione che ci si aiuta e si abbattono le barriere della diversità. E che cos'è? Lo strumento è la tombola, ma quello che ha fatto in modo che i giovani incontrassero i diversamente giovani è stato l'incontro, e lo scoprire che nell'incontro, noi lo scopriamo tutti i giorni nelle nostre strutture, la diversità diventa un problema nel momento in cui non la incontri. Nel momento in cui incontri la persona diversa, sia una persona disabile, un tossicodipendente, sia una persona che soffre di salute mentale, di fatto la incontri, tu scopri un mondo e abbatti i pregiudizi. Sì, però Presidente, se l'assessore non avesse fatto questo, i ragazzi non sarebbero mai entrati. È quello che io dico sempre, loro non arrivano, dobbiamo andarli a prendere per mano. Non arrivano, non sanno, non conoscono. Ecco, c'è sempre questo punto di domanda, dobbiamo accompagnarli. Abbiamo intervistato dei studenti proprio con il nostro TG, i quali hanno detto sì, noi siamo bravi, ecco, facciamo tante cose, però abbiamo bisogno di essere accompagnati dalla figura adulta. Così hanno detto, dobbiamo essere accompagnati. Allora non è che questi ragazzi, se riesce ad aprire un po' questo scrigno meraviglioso che abbiamo, non parlano. Il problema è che non li ascoltiamo, perché come dice lei abbiamo i campanili, ma poi la chiesa è chiusa, come faccio a entrare nel campanile se la chiesa è chiusa? Allora sentiamo anche, vediamo se c'è il sindaco Barbierato, se è tornato, andiamo a vedere questo passaggio Fiaccola ad Abano e poi lo commentiamo, andiamo a vedere. Il passaggio alle terme della Fiaccola Olimpica di Milano Cortina è stato accolto da migliaia di persone che ad Abano hanno salutato i tedofori della 44esima tappa che ha attraversato ieri le province di Verona, Rovigo, Padova, per poi arrivare a Vicenza, dove è stato acceso il braciere. Lungo un percorso di circa 1 chilometro che ha attraversato il cuore della città termale, si sono alternati 5 tedofori, ciascuno portatore di una storia rappresentativa dei valori olimpici. Ad aprire la staffetta è stato Elia Bellotti, 15 anni, studente e atleta di hockey su pista. Emozione unica, succede poche volte nella vita, anche a poche persone, e diciamo che è indescrivibile. A chiudere il passaggio della fiamma ad Abano Terme è stato il dottor Giovanni Putoto, 65enne di Albignasego, medico infettivologo del QAM. Portare la fiaccola per me ha significato insomma dare un contributo a questo evento, che è un evento sportivo ma che è all'insegna della solidarietà. Allo stesso tempo una grande emozione perché portava una fiaccola che sintetizzava 75 anni di vita, quasi 3.000 persone impegnate di questa associazione che è presente in 10 paesi africani oggi. Grande emozione anche per il sindaco di Abano che ha accompagnato il percorso dei tedofori. Siamo veramente orgogliosi di aver ospitato questa bellissima manifestazione. Qui c'è Elia, qui c'è Giovanni, 2 dei 5 tedofori che hanno portato la fiamma ad Abano Terme.
è un momento emozionante, decine di centinaia di persone, migliaia direi di persone presenti, tante associazioni del territorio. Ieri la fiaccola è passata anche ad est, prima di Abano, mentre oggi l'accensione del braciere è prevista in Prato della Valle a Padova, parte conclusiva della 45esima tappa iniziata questa mattina a Schio. Allora, bellissimo, Sindaco, come commenta questa fiaccola, chissà che porti fortuna, i numeri li vedremo più avanti, speriamo che ci sia anche la trasparenza sui numeri, perché anche qua cosa ho dato, cosa ho investito, cosa ho ricevuto, 1 più 1 cosa farà? Prego Sindaco. Microfono. Sindaco, microfono. Sì, ciao Sindaco, questa è già comunicazione. Allora, visto che parliamo di comunicazione, allora Sartorato cosa vuole dire in base anche a quello che abbiamo visto? Sentite? Adesso sì, Sindaco. Eccoci, dico tanti giovani che hanno partecipato, moltissimi, questo è un buon segnale perché è curiosi di trovare anche un simbolo dello sport, idealmente la fiaccolata è stata un momento di incontro fra varie generazioni. Ecco, trovare il modo di far parlare generazioni diverse, visto che la piramide si è rovesciata, non è più la piramide degli anni 70, ma è quella del 2026, dove gli anziani superano i giovani e dove va costruito un rapporto con linguaggi diversi rispetto al coinvolgimento dei giovani e dove vanno anche coinvolte le famiglie, perché l'amministrazione comunale, la scuola fa la sua parte, ma le famiglie devono farla loro, altrimenti è un percorso che si interrompe e che non giunge a nessun obiettivo. Quindi questo è stato un esempio di come magari alcune manifestazioni, dove abbiamo voluto proprio coinvolgere le associazioni sportive, i ragazzi, ha prodotto un effetto di far parlare generazioni diverse. E soprattutto anche queste cure termali che non riguardano solo i diversamente giovani, ma noi abbiamo adesso scelto da qualche anno un target di sportivi, perché le cure termali ormai non curano più solo, ma prevengono, e la prevenzione è un elemento distintivo rispetto alla salute. Dopo il Covid sono aumentate le richieste di salute da parte di tutti, italiani soprattutto, ma anche stranieri. E Abano Terme è una città che sulla salute ha costruito la sua immagine, il suo DNA sostanzialmente, e adesso abbiamo stiamo facendo conoscere i benefici della prevenzione rispetto agli sportivi in particolare, che attirano un pubblico più giovane, e quindi famiglie, sportivi, coppie con bambini che stanno scoprendo un territorio bello, con le sue particolarità e che prima non era conosciuto. Senta Sindaco, ma avete anche gli alberghi per i diversamente agili? Perché a Cortina eravamo messi male, si sveglia tardi, visto Sveglia Veneti, che ci sono anche queste realtà che forse bisognava investire prima. Siccome facciamo prevenzione, Sindaco, ci dà delle belle notizie di Abano per i diversamente agili? Abano ha tutte strutture molto grandi, intanto, che facilitano anche l'accoglienza per le persone diversamente abili, ed è per questo che molte scelgono anche di venire nel nostro territorio. Sono tutti alberghi abbastanza grandi che si prestano anche a rispondere a determinate necessità. Il tema dell'accessibilità poi non riguarda solo le persone diversamente abili, ma anche l'alimentazione, anche le persone celiache. Anche queste sono limitazioni che vanno affrontate in maniera con competenza, con professionalità, e vedo che su questo aspetto da qualche anno molte strutture sono cresciute in termini di professionalità per rispondere a questi nuovi bisogni. Molto chiaro. Sentiamo come ci saluta Presidente Sartorato, mettere assieme queste realtà, quante cose abbiamo, ecco, con quale messaggio ci saluta Presidente, cosa vuole dire? Guardi, una cosa che dirò anche in un incontro prossimamente, quindi lo anticipo nel tuo programma. Allora, si parlava di progetti. Normalmente noi chiamiamo i tecnici per il controllo dei fumi delle nostre caldaie e paghiamo normalmente almeno 40 euro all'ora. Prendiamo gli educatori che lavorano nelle nostre strutture, sono prima diplomati, poi 3 anni di università,
e normalmente nei bandi e negli appalti pubblici non sono pagati più di 25 euro all'ora. Allora, attenzione, gli educatori, perché va detto anche, si occupano dei nostri genitori, si occupano dei nostri figli, si prendono cura dei nostri parenti, accudono i nostri anziani e li paghiamo meno, molto meno, del tecnico che viene a controllare i fumi delle caldaie. Fare le Olimpiadi da 7 miliardi, scusa, allora, Sartorato. Quando parliamo di progetti e di investimenti, dobbiamo rivedere alcune priorità, perché il sociale deve tornare non solo nei testi delle campagne elettorali, ma negli investimenti economici, il motivo per il quale i giovani si avvicinano all'università. Chiudo dicendoti che nel 2010-2015 il numero degli educatori nelle università delle nostre zone avevano le liste d'attesa. Oggi non c'è più nessuno che vuole andare a occuparsi dell'educatore a 1.300-1.400 euro, turni, notti, sabati Molto e domeniche. chiaro. Sentiamo con una parola come chiude Don Maurizio Dassè, una parola della Chiesa. Con quale parola chiudiamo? Abbiamo aperto con misericordia, chiudiamo con quale parola? Militanza a favore degli ultimi e meno giaculatori ufficiali. E con queste parole io ringrazio veramente Don Maurizio Dassè, grazie, è stato con noi, grazie al sindaco di Abano Terme Federico Barbierato, grazie a Luca Sartorato, presidente CEI, di essere stati con noi, ci rivedremo e adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Grazie, grazie, pubblicità. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, sono qui nel mio studio, oggi è venuta a trovarmi una persona, mi ha chiesto se la potevo ricevere. È una persona molto provata, è un giovane uomo che naturalmente non vi farò vedere perché poi capirete il perché, lui ce la racconterà, e ha chiesto aiuto alla Mirella. Voi sapete che io prima di aiutare voglio conoscere le persone, capirle, è un momento molto difficile anche per me perché non mi posso spostare, andare nelle case di queste persone dove si trovano per un motivo che voi sapete molto bene, perché la mia salute è anche la vostra salute e la salute di tante altre persone che devo aiutare e perciò cerco di fare il più possibile attenzione a queste cose. Detto questo, salutiamo, lo chiameremo Matteo. Ecco, Matteo, quanti anni hai Matteo? Ho 40 anni e cos'altro vi devo dire? Sono qui perché ho bisogno veramente di aiuto. Tu sei sposato? Hai una figlia di 11 anni e sei qua per lei, perché tu sei una persona molto provata, perché a 13 anni sei stato abusato e mi hai autorizzato a dirlo e questo ha sconvolto un po' anche la tua vita, il tuo percorso e non vuoi perdere questa famiglia che con tanto sudore hai cercato di farti. Ho avuto un periodo molto brutto della mia vita, ho vissuto un periodo molto brutto della mia vita e anche diciamo un tasto molto doloroso tuttora perché certe cose non si dimenticano. Sto vivendo un periodo brutto per via del lavoro, non ho lavoro, ho varie patologie, mia moglie ha varie patologie e ho una bambina di 11 anni da crescere che comunque la paura di che lei viva quello che ho vissuto io in passato, questo fa paura sia a me che mia moglie. Perché hai paura di questo? Vuol dire che dentro di te questo lacerante ricordo che hai, che fa ancora male, nonostante io dico sempre una persona cresca, vada avanti con gli anni, ma certe cose non si possono dimenticare e neanche cancellare, specialmente con un colpo di spugna. Perché temi per tua figlia? Chi è che ha abusato di te? Ho avuto una persona che ha abusato di me quando ero in età adolescenziale perché avevo problemi a scuola, quindi andavo da questa persona a fare delle ripetizioni e invece ho subito degli abusi.
e comunque sono cose che toccano molto nel profondo. Dare un colpo di spugna, come qualche persona mi ha consigliato di dimenticare, è pressoché impossibile. Una cosa che te la porti dietro finché vivi, non si può cancellare, però c'è sempre questa paura, perché vedendo come vanno le cose, non avendo il lavoro, avendo paura un po' di non trovare lavoro, fai fatica a tirare avanti, quindi la paura è che un domani mia figlia intraprenda una brutta strada che io conosco, quindi già ci sono passato, quindi la paura che lei ci finisca dentro un baratro, che poi venga segnata nel profondo e cresca come sono cresciuto io, con un'infanzia difficile. Questo fa paura, perché io l'infanzia non l'ho vissuta, lei la deve vivere. Matteo, allora, quello che io non riesco a capire, perché non sei aiutato? Cioè, è il sistema che non funziona secondo te? Tu mi hai detto che ti sei rivolto al sindaco e ai servizi sociali, però che ti sei sentito dire che bisogna stare anche attenti, perché rischi che scrivono certe cose su di te che non sono vere. Tu dici, ad esempio, che sei un violento. Cos'è questa storia? Perché poi io l'approfondirò questa storia. Allora, il fatto è che ci siamo rivolti agli enti competenti. Prima c'era un ente, poi è stata sostituita la persona, quindi è cambiata, diciamo, la persona con cui mi dovevo rapportare, ci dovevamo rapportare io e mia moglie.